Mamma mia, eccomi qua, eccoci qua. Sigla. Partire di più. Sicuro, sono sicuro. Quanto vi voglio bene, che bello godersi il percorso con voi della community. Vi invito a lasciare un like, prima di tutto. Se non siete iscritti al canale, magari vi iscrivete al canale, perché domani o in nottata, non lo so, devo postare una delle reaction più belle della mia vita. Vi faccio partecipi di una cosa che insomma, perché avevo preparato una cosa che poi ho postato su Instagram. Quindi per me questa partita valeva doppio, perché mi sono esposto con Leao, mi sono esposto tantissimo per i motivi che vi ho detto nella scorsa live, che dovreste recuperarvi perché è fondamentale. E tutto bene, è andato tutto bene, e non voglio, dovranno sicuramente venire a dirci che le assenze così, se vi dicono sì, ma le assenze, Pulisic, poi la febbre, Leao in panchina è una scelta tua, che poteva tranquillamente funzionare dall'inizio perché c'erano degli spazi, e poteva funzionare dall'inizio, quindi Leao è una scelta tua. Sulla questione degli squalificati, ricordate un attimo al Milan quando noi li abbiamo dovuto affrontare con Elmas centravanti. Succede, capita, poi la regola degli squalificati, lo so, è noiosa, it's annoying, perché dovrebbe è squalificato contro il Bologna, deve essere squalificato contro il Bologna. Punto e a capo. Avevo chiesto a Conte di giocarsela, perché te la puoi giocare, dai un segnale al campionato pazzesco, dai un segnale incredibile, e l'hai dato il segnale. Poi giocarsela a viso aperto, una richiesta speranzosa del tifoso, non può avvenire nemmeno perché hai segnato subito, e hai segnato con Lukaku, perché se voi guardate i miei pronostici, al di là del risultato, succedono le giocate, proprio il gol di Lukaku è proprio il gol di Lukaku, e poi il gol di Kvara è quello che io faccio con l'altra partita. Ma al di là di tutto, bando alle mie ciance e passiamo alle vostre. C'è già un record di presenze ed è una cosa incredibile. Super pompieragge. È difficile pompierare oggi, mi dispiace. Io sono contento. Sono contento. Mi sono esposto e ho detto che se il Napoli poi dà un segnale al campionato così e lo dai a Milano, e ti devi prendere le tue responsabilità. Posso pompierare nell'analisi, perché nell'analisi ci sono stati dei momenti in cui magari hai corso qualche rischio, però stai dimostrando personalità, stai dimostrando che non esci dalla partita, stai dimostrando di essere un avversario credibile, perché quando hai un allenatore credibile sei un avversario credibile. E quindi pompieratemi voi. 200, vabbè, no, almeno 1000, ma si arriverà a 1000 a minimo. Oggi si arriva a 1926 like in live, non c'è proprio dubbio. Olivera è migliorato tantissimo, Olivera mostro, vedo tantissimi messaggi su Olivera, il quale ha fatto delle cose che mi hanno fatto saltare sulla sedia ad applaudire. Sono stato molto contento di molti interventi, ma settore falanga. C'era anche Giuseppe, membro da 35 mesi. Tra l'altro mi pare che stavo ho aggiornato i badge per gli abbonati. Per chi va oltre i 36 mesi ci dovrebbero essere dei badge diversi. Fatemi sapere se vi escono, poi devo controllare le emoji, ci divertiamo.
per motivi tecnici ci ha barato lui palluna, assolutamente, caro Giuseppe. Godete responsabilmente. Kvara è scarso, 10 partite, 5 gol, 2 assist. Ah sì, Meret ed Olivera almeno 7,5, bravi tutti, Anghissà altalenante ma 6. Anghissà anche uscito da situazioni, questo gol di Maradona lo vediamo un pochino a loop, Anghissà è uscito da delle situazioni molto difficili di forza ed è stato importantissimo anche lui. Meret penso che si può pigliare 8, sarebbe stato forse 7,5 se quel gol di Morata non fosse stato annullato. Ci arriva però la sfiora, però non la riesce a fare. 7,5, penso che l'8 gli arriva a Meret, perché poi fa quella parata sulle AO che mi permette di sopravvivere, perché era una questione di vita o di morte social, quindi senza dubbio. L'ha fatta numeazza tanto, grande Enrico, vincere là non è, mi pare che l'ha detto il presidente, lo dico l'ha detto il presidente, penso di aver letto un tweet dove dice non è mai banale, ed è un bel tweet, scritto bene, senza doppi sensi, senza niente, molto bene, quindi bravo anche De Laurentiis. E c'è Maurizio che è completamente impazzito. Calma ragazzi, non è successo niente, Vale ci farà ritornare coi piedi per terra. Oggi è difficile, Mauro, oggi è difficile perché magari ci aiuterà Guido con l'analisi, però io sono in brodo di giuggiole, va insieme a tutto il racconto e alla voglia che avevo ieri, perché molti mi hanno scritto Vale, stavolta non sono d'accordo, sarebbe meglio stare più accorti con il Milan, anche un pareggio, e io sono d'accordo che anche un pareggio sarebbe stato ottimo da fare a Milano, resti primo, non li fai avvicinare, però hai vinto contro una competitor della Champions, sicuramente hai vinto contro una squadra che ha delle difficoltà e ne hai approfittato, e questa è una cosa importantissima, non importante quanto è importante, importantissima. Claudia, non vedo l'ora di essere abbonato da 77 mesi, Claudia, mi capisci, ci arriveremo perché io non mollo. E Kvara mi ha dato una di quelle gioie, perché proprio, hai capito, è lì a San Siro che poi Kvara esplode e fa uno dei gol più belli da quando sta a Napoli, perché non è un gol banale quello che fa Kvara, avena tanta, che la scivolata bellissima, e si parla ancora del rinnovo e non glieli vuoi dare 6, 7, ma anche 8 milioni e non glieli vuoi dare, ce lo devono pagare, se se ne vuole andare ce lo devono pagare seriamente, non come la storia di Osim, ce lo devono pagare veramente, altrimenti statti un altro poco qua e vinciamo qualche altra cosa. Lo dico io, il fatto dei 90 punti, no Ale, è una nostra tradizione, lo devi dire tu, io continuo a dire che siamo una squadra credibile, è la cosa più bella che vi posso dire. Crescere è l'unica cosa che conta e stiamo crescendo, ragazzi, crescere è l'unica cosa che conta e stiamo crescendo. Come fa Conte a vincere giocando così male? Godo. Caro Luke DB, io sul giocare male, per chi ha seguito con attenzione tutte le live e tutte le analisi della partita, in molti casi vi do ragione, perché con l'Empoli, col Como, col Monza abbiamo rischiato tantissimo, col Parma, abbiamo rischiato col Cagliari. Devo fare mente locale perché molte cose poi nella memoria sfocano, però io ero contento della partita con Lecce, dove hai dominato, ti sei preso il pallone e hai fatto tu il gioco, poi hai sofferto qualcosina, ci può stare, va benissimo. Oggi è una partita diversa dalle altre perché l'hai di nuovo sbloccata e poi ti sei messo ancora più in vantaggio. Era impossibile non consegnare il pallino al Milan. Il pallino il Milan se lo prende perché se lo deve prendere, sta in casa, sta in svantaggio ed è normalissimo. Poi devi vedere come la gestisci questa cosa, e ho visto un Rachmani molto comodo, arriva il pallone, pum, e la rilancia così. Buongiorno molto attento che sta lì e controlla. Olivera, il grande partita.
un paio di volte Ciuqueza ha fatto una grande partita e Ciuqueza gli scappa, però vedi Kvara quanto dava una mano. Dall'altra parte Politano e Di Lorenzo che cercavano di arginare Okafor e con Leao così. Poi c'era quella posizione di Musa che dobbiamo capire, perché la posizione di Anghissà sarà molto interessante domani nell'analisi, perché Anghissà era più avanti di tutti ad aiutare Lukaku nel primo pressing, molto molto interessante, e dobbiamo poi parlare anche di Lukaku. Ma ci arriveremo perché la live è lunga e ce la dobbiamo divertire. Martedì pazzesco, martedì, veramente martedì. È veramente un martedì pazzesco, però basta vincere solo con le piccole. Frase sarcastica, commento memorabellino del principe dei Bellini, perché ritiene con una battuta che fa anche sorridere che il Milan sia una squadra piccola, e non lo è, e ovviamente non lo è. Signori, a quanti like stiamo, che io mi sto divertendo? Mentalità, esatto, cerco di prendere più messaggi possibili, siete tantissimi. Abbiamo giocato peggio in Milan-Napoli dell'anno dello scudetto, Meret e i pali ci salvarono il culo. Sì, anche qui però dobbiamo dare a Meret un buon voto, perché ha fatto delle parate importanti su Ciuqueza nel primo tempo e su Leao nel secondo specialmente, quindi bene. Ma è vero che in quella partita lì soffrimmo forse di più, sono d'accordo. Partita così perfetta dove va in gol anche Petagnone. Il gesto di Kvara dopo il gol a zittire lo hanno capito, ogni riferimento era puramente voluto. È facile, vabbè. Oramai questa è un'abitudine di molti calciatori a prescindere. Kvara l'ha fatto spesso anche l'anno scorso, anche 2 anni fa. Va bene, sappiamo che ci fanno sapere che ci sono degli altri incontri per quanto riguarda il rinnovo. Oggi godiamoci prestazione, gol, perché c'è stata prestazione di Kvara, grande sacrificio, perché da quel lato il Milan attaccava moltissimo e ha fatto una grande partita anche di ripiegamento. Sì, caro Epidio, le abbiamo fatte e come le abbiamo bissate, quindi molto bene. Ti dico, buongiorno, un po' più difficoltà del solito, ottimo ingresso di Mazzocchi, a me Gilmour stasera mi è piaciuto assai. Sì, Gilmour ha fatto una grande partita e c'è un abbraccio di Conte che lo testimonia, proprio se lo prende, dice, ma che partita hai fatto? Sembra aver detto, ma che partita hai fatto? Non ti si vede nessuno. Non lo so cosa gli ha detto, lo capiremo con labiale, però grande partita di Gilmour, veramente, tutto a un tocco, sempre testa alta, passaggi anche non banali, anche passaggi lunghi, ma vede prima degli altri dove stanno gli avversari, si può fare anche pressare, a volte non gliela possono dare anche di più. I compagni si devono cominciare a fidare di Gilmour come si fidano di Lobotka, e mi è piaciuto tanto Gilmour quando aveva il pallone tra i piedi, veramente molto. Concordo su Gilmour, da arrabbiare dice oh top, può essere che ha detto così. Mazzocchi, grande lavoro sulle Leao. Beh sì, mamma mia, non vedo l'ora che vi possiate vedere la mia reaction, ragazzi, mamma mia, cazzo combinato. Friggitrice ad aria mod, così fino a fine stagione si può sognare, caro Mizio, alla fine così fino a fine stagione sarà dura. Non resisto. Io al 13° ho chiesto proprio aiuto quando finisce, perché la tensione era alta, ma era una tensione mia personale da uno che sta sui social e si è esposto su Leao, che mi sarebbe caduto il Milan addosso se poi Leao fosse stato decisivo, avesse vinto la partita da solo, queste cose qua, e avendolo poi super fresco c'erano le possibilità, stavo tremando, e con Dore Falanga ci siamo detti aspettiamo un attimo, vabbè. Ma va bene così. C'è Kvara, sentiamo glitchy, l'abbraccio di Conte a Gilmour con tanto di sorriso, mi sono emozionato. Olivera partitone, proprio vero. Ma clean sheet, è vero, clean sheet a San Siro, diciamocelo Croma, diciamocelo. Sarò controcorrente, ma per me Anghissà ha fatto un partitone esagerato. Non lo so se sei controcorrente, io lo ritengo buono, cioè così a occhio a caldo ti dico 6,5. Non ricordo grandi problemi o palle perse, forse un paio di sbavature, però poi è uscito da situazioni ingarbugliate da solo di forza, ed era tatticamente interessante perché doveva andare al primo pressing a destra, cosa nuova per lui.
Quindi è stato molto molto importante, non credo che sei il solo a pensarla così. Domenico. Bravi tutti, grande Conte, tutti positivi, abbiamo giocato senza timore, adesso non possiamo nasconderci, forza Napoli, e ritengo che tu abbia ragione. Ritengo che sì, che ti nascondi? Finché tu dici abbiamo affrontato le piccole, che sono trappole, noi lo sappiamo, ci guardiamo negli occhi e sappiamo che quelle partite là poi ti mandano al manicomio se non le sblocchi. Però cominci ad aver messo, sai, con la Juventus hai mantenuto anche lì lo 0-0, con il Milan l'hai vinta e non è male, e aspettiamo adesso come è cominciato il ciclo quello là, quindi non cantiamo vittoria perché è inutile, sarebbe solamente dare un problema a sti ragazzi. Godiamo della vittoria, non cantiamo vittoria a lungo termine, godiamo di questa vittoria qua che ti può dare una grande spinta, una grande consapevolezza, e stiamo cominciando a capire Conte. Io oramai mi chiamo i cambi, li so già, oltre alla formazione so già, mo entra Neres al posto di qua. Stiamo dando delle certezze alla squadra, e la squadra si ritrova in queste certezze perché Conte è credibile, e con i risultati tu lo segui ancora di più ed è molto molto bene, il morale alle stelle, veramente bene. Molti già aspettano la pausa, solita cosa, Mirko, poi che comincia un altro campionato. Io avevo il che fare in sala prove, scusate, ma che è successo? Caro Alberto, ce l'hai fatta, tu, e io lo so perché ci incontravamo al Fantacalcio e tu l'hai messo capitano, e io ti saluto, come si dice in America, we salute you, nel senso ti ringraziamo e thanks for your service my friend, perché ci siamo messi col pensiero, io sto rovinando la carriera di Sommer, sto facendo delle cose specifiche per aiutare il Napoli a far inciampare gli avversari, e sei nel mio cuore. Kvara man of the match? Adoro tantissimo. La tazza di Kvara sta là perché nel frattempo c'è la tazza di uno Scott McTominay. Non ne state parlando abbastanza. Scott ha danzato sul pallone, sul gol di Kvara, proprio sulla suola, non si è capito niente, gli ha dato la palla ed è uscito con grande personalità anche lui, come anche sa, di tecnica ma anche di fisico, da situazioni particolari. Purtroppo si è mangiato un paio di occasioni. Kvara, c'era quel 3 contro 2, 3 contro 3 dove là devi chiudere e fare il terzo gol, peccato. Però lo spessore di Scott si sente in campo, si sente proprio la presenza, proprio Cajuste, no? Per capirci, proprio quello là, proprio il Cajuste che tu compri al mercato. Ho messo Cajuste in mezzo al campo. No, hai messo uno che viene dal Manchester United, è uno che si è fatto tante partite ad alto livello e si vede, è così. Leggi il mio commento sono riuscito a leggere questo, riscrivimelo e spero di beccarlo, siete veramente un'infinità di persone. La mia preoccupazione è contro l'Inter, quello sarà il test definitivo, se vinciamo lì secondo me si può vincere il quarto piano piano, perché oltre a vincere lì poi devi fare tutto un girone di ritorno, è troppo presto ragazzi, pianissimo, veramente andiamo piano. Oggi Gilmour sugli scudi, si gira velocemente, passaggi filtranti e precisi, vero, un solo errore in tutta la partita, se entra il tiro di McTominay su assist di Neres stasera avrebbero segnato i 3 criticati. E chi sono i 3 criticati? Il tiro di McTominay, mica McTominay è criticato, nel senso che sì, si può dire che ogni tanto si prende delle pause nella partita, ma criticato non lo so. Insieme probabilmente a Lukaku, ma Kvara criticato, no, dipende da a chi leggi, voglio dire. 655 sono pochini, ma va bene, voi vi scaldate. Quando iniziamo a giocare contro le squadre vere non fate i sarcastici che poi ci torna indietro. Il signor Scott si muove con il teletrasporto di Star Trek. Mazzocchi si è messo Leao in tasca, grande Pascal, ha fatto un momento un paio di volte dove l'ha bloccato, l'ha stoppato con grande esperienza, altre volte ragazzi Leao se n'è andato e l'ha creato
quello scompiglio mettendo quelle palle al centro, però abbiamo mantenuto la calma, non siamo andati nel panico generale. Un po' il panico noi da tifosi credo che l'abbiamo provato, però lì in mezzo alla difesa si è creato quella densità e il tiro in porta lo fa Leao, quello là da fuori, ma altri tiri in porta nel secondo tempo non mi ricordo, ma vediamo. Voglio dare un riconoscimento a quei giocatori meno visibili. Olivera grande partita, Meret fondamentale, Rachmani molto sicuro e Gilmour alla Lobbo. Casini, presidente, ha appena parlato del tema challenge, pensano di introdurlo ma riscontrano il problema degli allenatori che non saprebbero quale azione chiamare. Come non saprebbero quale azione chiamare? Cominciate a introdurlo, cominciate a mettere il protocollo a terra e poi vediamo come funziona. È facile il challenge, se la squadra che vuole il challenge ce l'ha, tu butti tu volontariamente il pallone fuori e vai a controllare. Se la squadra ce l'ha quell'altro, una bandierina, l'allenatore avversario con la bandierina e fermi tutto. Si può fare facilmente. Che bella la maglia sporca a tutti i giocatori. Ma i milanisti non dicono che con il rinvio della partita hanno avuto modo di riposare. Nando, l'ho dovuto ripetere in più video. Che insomma, Paramount Plus l'ha detto, perché ovviamente loro c'hanno anche gli americani nel Milan, perché c'hanno Busa, c'hanno Pulisic, e quindi vogliono proteggerseli i tifosi, i milanisti all'estero, i tifosi di Pulisic, così la squalifica così, però sono anche riposati mentre il Napoli ha giocato, quindi vedi che poi quando esci dai confini italici mettono tutto sul piatto quando devono raccontare qualcosa di calcio, e a quel punto la narrazione del calcio è un po' più oggettiva. Mi vuoi spiegare come mai Romelu sulla tantissimo e Scott neanche un po'? Carangela, Romelu è un altro tema, ha fatto quel gol alla Lukaku che fa solo Lukaku perché c'ha quella forza fisica. Secondo me non se l'è nemmeno aggiustata benissimo. Il primo controllo non è stato perfetto. Ecco, parliamo della spallata di Lukaku. È stata avvertita ai campi Flegrei. Grande Giuseppe. Mitico Giuseppe Argento. Non poco, ma molto. E sì, è proprio bello perché fa un gol simile a quelli che gli ho fatto fare sui football. E secondo me non se la porta avanti benissimo perché la palla gli finisce quasi sul destro, però nell'impostarsi, nell'avere quella forza fisica, e vanno alla spallata lui e Pavlovic non è uno mingherlino, non è uno così, quindi è stato un bello scontro, che poi si è ripetuto durante la partita, e poi lui se la ritrova quasi sul destro ma si aggiusta col sinistro e batte sul tempo, praticamente anticipa sul tempo Maignan, fa un grande gol ed è proprio quello che volevo. Non lo so nemmeno se ve l'ho detto o se l'ho detto solamente ai miei amici in privato, ma ci vorrebbe proprio un gol di Lukaku, cioè nel senso, capite come si aggiungono nuove cose da dire, nel senso Lukaku sì, abbiamo capito, però fa fatica eccetera eccetera. Questi sono i margini, ascoltatemi bene quando vi parlo, questi sono i margini di miglioramento. Se il Napoli stava facendo queste vittorie, questi 3 punti uno dietro all'altro, giocando così e così, ed è vero, con alcune prestazioni individuali discutibili, ed è vero perché il risulta triste dirà solo ma vinciuto, che ce l'ha fatto, e invece no, quello che vuole fare la che gli piace il calcio nello specifico, ma vinciuto, che bello, però qua si può ancora migliorare. E dove si può migliorare? Su Lukaku che comincia a segnare con le grandi squadre, che è una cosa che si diceva nel racconto di Lukaku, però è big match eccetera eccetera, big Rome, big match, big Mac. Che fa? Ha segnato, quindi importantissimo, che va, fa solo i gol inutili. Non è vero, quindi cominciamo a smontare tutte le cose, le frasi fatte, tutte le cose così. Allora, c'era Francesco Perrone se non sbaglio, esatto, 5ª vittoria consecutiva, bastava arrivare a 3, poi sì, lo sai che poi aumentano. Il www che vi ho fatto vedere in uno dei recap includeva anche il Palermo. Adesso possiamo parlare di www anche senza Coppa Italia,
e qua fai il vuoto dietro di te, perché ogni tanto dietro ci sono gli scontri diretti e quindi capita un 4-4 che fa perdere 2 punti a testa alla Juve e all'Inter, ci sono altre cose che succedono, la Roma la Roma ciao, nel senso ciao oppure buongiorno, la Roma ciao, capito? E là tu stai mettendo un bel timbro sul campionato. Conte 10 partite più 11 sul Milan, ne parliamo. Mago, qua i milanisti si possono anche prendere collera seriamente, perché vedi, queste sono vittorie. Io vi dico sempre, insieme a Fabio Versatile, vinci con le piccole, poi le triple con gli scontri diretti può succedere di tutto e va bene. Però oggi lo scontro diretto ha inguaiato il Milan, perché se il Milan si aggrappava sul fatto che Fonseca sì, però il derby è così, poi discontinuità, però il derby, magari Fonseca è bravo in questi scontri diretti, eccetera, eccetera. No, le hai inguaiati e quindi hai messo una preoccupazione all'interno di un ambiente che è spaccato, perché ve l'ho raccontato che la Roma, il Milan, che sono squadre potenzialmente con buone rose, con una rose interessanti, con giocatori che ti possono risolvere la partita da sola. A me Dobbik piace molto, e oltre agli altri, insomma, Dybala, Koné proprio forte, Angelini, uno dei miei favoriti, li devi mettere bene in campo. Ma se la società non è credibile, se fanno delle cose impossibili come rinnovare De Rossi e poi lo cacci e poi chiami Juric e hai chiamato Mazzarri, amico mio, hai chiamato Garzia con Mazzarri, e quindi adesso tocca a loro subire e penare per delle scelte societarie che non giovano. Idem per quanto riguarda il Milan, e dal Milan io mi sono chiesto: riuscirà il Milan, squadra, società importante, a tamponare queste situazioni e a proteggere Fonseca? Sto ancora aspettando la risposta, perché non ne sono sicuro, perché nonostante alcune cose nell'ambiente Milan si parla comunque di un Fonseca in bilico. Tu ti rendi conto che spallata gli hai dato al Milan? La dovranno pagare. Poi l'Inter, la Juventus sono situazioni diverse, molto più solide, e le guardiamo più in là. Ma nel frattempo tu, i tuoi avversari, Milan, la Roma, c'è ancora l'Atalanta, c'è sicuramente la Fiorentina, non la vorrei calcolare, ma la Lazio è un avversario credibile. Quindi piano piano godiamocelo questo campionato che mi sembra spumeggiante. Che bellezza, che bellezza. I like, signori, che devo ascoltare i vocali, se no ci sta coso che Fabio che mi... Altro siparietto del trio Ngong e Lukaku Kvara in panchina. Non vedo l'ora, caro Francesco. Domani sarà un'analisi goduriosissima, goduriosa, Gudmundsson. Partita da calendario facile pure questa. Napoli gioca male, quante ne ho lette in questi giorni, mamma mia, detto questo godo. Ma il tacco di Morata al volo a servire il compagno in area, a chi piace il calcio queste cose le apprezza. Certamente. A me, io oggi ho apprezzato un grande Ciukwueze, che veramente ti sguscia, non ha paura, se rientra, di continuare in velocità, di finire anche dall'altra parte, ti crea superiorità numerica. Morata veniva a prendersi il pallone fino al centrocampo, lì apprezzi il sacrificio della punta, però sai che poi hai svuotato un po' l'attacco, quindi così, però si apprezzano i gesti tecnici. Oggi ne stiamo vedendo parecchi in Serie A e ci si diverte. La parata di Meret su Leao, Buffon su Podolski. È vero, hai ragione, fan. Gilbotka. Stasera l'abbiamo accompagnato alla porta, povero Fonseca. Vediamo. Olivera Mastino napoletano, ma quanto importante buongiorno per questa difesa. A memoria non ricordo una difesa così forte, solida, granitica e resiliente agli attacchi avversari. Micidiali. Mi rifaccio anche al messaggio di prima di Valentina. Oggi posso dire Rachmani meglio di Buongiorno. Ci sono stati dei momenti di Buongiorno, un po' di sbavature. Se dico oggi Rachmani meglio di Buongiorno, dico una fesseria. Chiedo a voi, sapete perché? Perché me la devo rivedere e sono un po' emozionato stasera. Concedetemi un po' di paura, concedetemi un po' di emozione. Se dico Rachmani meglio di Buongiorno stasera, cerco la vostra
la vostra approvazione, la partita perfetta. Polly, a quanti like stiamo? Aiutatemi. Tra l'altro Polly posterà sicuramente un video di reaction di tutte le collezioni, di tutte le reaction, quindi vi iscrivete anche a Polly e lasciate il like anche là. 750 like, che sono pure pochi. Il video sull'altro canale, la cosa più divertente che abbia mai visto, accento da Little Italy, alternanza inglese-italiano, perché in the end you parli due lingue. E both poorly, you're right. E lì, vabbè, poi magari gli altri non lo sanno. Io so il canale di gaming che aprì molto tempo prima, non so quanto fosse, tipo 2018, 2017, non lo so. Fluidzot è un canale di game dove facevo dei giochini, e adesso ne ho approfittato col pallone d'oro e mi sono fatto una partita di football facendo scontrare Rodri e Vinicius Junior. E quindi lì parlare di calcio in inglese è tutta un'altra storia, non sono abituato e quindi non mi vengono tutti i termini inglesi dei telecronisti inglesi, ma mi diverto moltissimo. E se vi va di andarmi a seguire, ma lo scrivo pure, ma che me ne frega, potete andare a seguire, parlo in inglese di là, però fate i bravi e divertitevi, eccetera, eccetera, ci possiamo divertire. Sta qua. Lo so, è divertente. Buongiorno, ha fatto un erroraccio e per poco non ti scappa. Ah, bravo, bravi, vedi Livio, bravissimo. Paolo Gulfstream, ottimi 3 punti. Ora possiamo goderci l'Inter alla prova Castellani. Interessante. Io li ho messi tutti i giocatori dell'Inter perché immagino che con l'Empoli, però l'Empoli abbiamo visto che è una squadra tosta. Quindi vediamo se l'Inter si riprende dai 4 schiaffoni presi dalla Juve e diventa così. È una bella prova, è sicuramente una bella prova. E qua bravissimo Livio che mi hai ricordato quel pasticciaccio brutto che fanno Buongiorno e Gilmour. Credo che Gilmour c'ha meno colpe lì perché viene proprio preso in controtempo e Buongiorno gli dà una palla pericolosa. E dove l'ho scritto qua? Sì. Ecco, Meret Buongilmar ho scritto e là ho dato il 7,5 a Meret perché esce in uscita, quindi sì, bravissimi. Migliore in campo Olivera, come sempre nei contropiedi dobbiamo migliorare tanto, anche se fa il crack, Scott sprazzi di genio e copertura, alcune cose semplici, ma Gilmour grande partita a Milano. Furto, pallone d'oro ad Olivera alla grande. È un martedì pazzesco, Alessio. Napoli che accontenta con una partita discreta e Conte che purtroppo con i cambi non convince al 100%. Non sono convinto che non convince. Erano proprio i cambi letti, proprio studiati, prevedibili, previsti, perché Politano si fa il cuore e poi lascia spazio a Mazzocchi per continuare la fase difensiva. Ricordiamoci che stavamo 2-0, quindi è logico quello che succede. È logico che entra Neres al posto di Kvara al momento giusto. Non hai Spinazzola, quindi Olivera se la deve fare tutta. Cominciamo a considerare che Spinazzola non ce l'hai, purtroppo. E quindi è tutto nella logica. Anche Lukaku Simeone, secondo me ci siamo. Anche se ha visto dal vivo fuori casa imperioso, molto più di quello che si percepisce in televisione. Ah, grande Emanuele. Sì, è una bestia, deve essere una bestia. Solo 15 like, piccoli, arriviamo a 800. Dai, il rinnovo di Kvara non si può trovare una via di mezzo, 7 più bonus, specialmente dopo quello che Kvara è diventato per noi, contribuisce a una solidità per noi incredibile. E lo spero proprio, Dario, perché veramente spero che non ci si impunti tra richiesta e offerta. Sarebbe dare anche una bella continuità a Conte, perché Conte si è esposto su Di Lorenzo e Kvara. Se poi adesso deve rinunciare a Kvara l'anno prossimo, tu stai facendo un percorso. Non gli dare alibi a Conte, vi ricordate la frase? Non dare alibi a Conte che gli hai tolto Kvara, poi lo devi sostituire e devi mettere un altro in panchina, magari ci metti Neres titolare ma poi devi mettere un altro in panchina e Conte poi ti dice ma tu mi hai tolto Kvara, devo ricominciare da capo. Non dare alibi a Conte. Devo ascoltare i vocali, che se no non andiamo a 1001 notte. Tengo pure un giochino che volevo fare un giochino con voi, ma poi vediamo. Allora, 1000 messaggi, 1000 cose. Nel caso ci fosse il dubbio sull'umore di Kvara, seppure un pro clubs in real life.
un pro clubs and un pro and in real life. Non lo so, c'è questa cosa con Lukaku. Beh, poi ne parleremo. Devo ascoltare i vocali, se no andiamo a 1001 notte. Dove stanno i vocali? Tantissimi vocali. Peppe Di Palma. Vabbè, subito nota vocale per la live. Valerio, quando la vuoi ascoltare, l'ascolti. Anche se non ce la posso fare. Ci perdo proprio gli anni di vita con chissà. Veramente non ce la posso fare. In più aggiungo Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, i veri uomini di Conte. Una sola parola: solidità. Io ho avuto la sensazione nel secondo tempo che potremmo giocare per un'ora e mezza e il Milan non avrebbe mai segnato. Olivera insuperabile, mai così prezioso come questa partita. Insomma, Marco, aspetta, adesso recupero gli altri. Devo intervenire perché sennò poi domani, se sono d'accordo su questi vocali, poi domani nella reaction dice allora si pazza, perché ci sono stati dei momenti di panico nel secondo tempo, e l'idea che il Milan non potesse mai segnare io non l'ho avuta. Io l'ho avuta la sensazione che a un certo punto uno di quei cross, una spizzata, una deviazione poteva andare dentro. Ma è la mia, cioè Marco aveva questa sensazione e Marco è padronissimo di averla. Lo stesso Olivera, insuperabile, non me la sento di dire così, grandissima partita, voto alto, e ha messo delle pezze incredibili, ma un paio di volte Chukwueze se n'è andato e ha fatto il panico proprio netto e Olivera non lo ha seguito. Siamo nel livello esseri umani, non è una critica assolutamente, però non me la sento di dire che non potevamo mai subire gol. Siamo stati molto bravi a renderli inoffensivi. Ecco, diciamola così, che mi sembra meglio. Adesso recupero Simone. Non so se hai visto che quando Lukaku è stato sostituito è andato da Kvara e Ngong in panchina seduti vicini e Kvara ha fatto spostare Ngong. Bellissima questa storia. Stiamo seguendo questa love story a tre, questo triangolo tra i due belga, l'amico, l'amichetto. Ci stiamo divertendo tantissimo. Allora, recupero Simone. No, le Forza Napoli, sto fuori San Siro, vamos, grande Simone, state accorto perché Milano è una città, la devo dire, è una città pericolosa, state attenta, diceva Totò con Lucia. Olivera voto 11, Forza Napoli. Siete impazziti voi, Olivera? Ma oggi per pompierare mi sa che devi chiamare tutto il New York City Fire Department, non basta niente. Bello, io voglio far notare solo una cosa perché ci tengo assai. Questa è almeno la quarta partita di Meret, ne sarebbero di più se avesse giocato di più. Beh. La quarta partita in cui ci regala qualche punto, oggi pure molto bene. Siamo molto d'accordo, amico mio, perché si deve dire, e pare che ci fosse un appuntamento anche con Pastorello per quanto riguarda il rinnovo di Meret, perché siamo sempre alle solite, questa opzione che ogni anno si rinnova di anno in anno e bisogna capire che dobbiamo fare con Meret. Milan impresentabile con quella squadra, non è stato un vero test. Molto bene la difesa in area di rigore, ma li facciamo scendere troppo, c'è poco pressing, in attacco siamo forti, giochiamo. Gabriele, è un po' quello che avevo chiesto a Conte, poi purtroppo non ho la controprova, avendo segnato così in fretta, però il Napoli stava tenendo il pallone. Il Napoli ha cominciato lui a manovrare, a tenere il pallone e attaccare, e abbiamo visto un pochino il piano gara con qualche lancio diretto su Lukaku, perché il Milan tira la difesa Cabagli, tira la difesa alta e Lukaku se lo mandi in ti può dare anche quella profondità, quindi qualche lancio di Di Lorenzo direttamente su Lukaku, un paio di volte lo abbiamo trovato sul petto, qualche volta a scavalcare, quindi c'era questa idea di tenere il pallone e di attaccarli subito, perché il Milan tiene la difesa alta e tu sfrutti quelle che sono i punti deboli. Quindi per una volta, oltre a sapere che Politano si abbassa, quindi stai attento ai punti di forza, visto che era un Milan quasi sperimentale, perché si è aggiunto Musa invece di Pulisic, si è spostato Loftus-Cheek, non c'era Leao, così. Più che, guardate com'è bello il calcio, il racconto del calcio, più che
concentrarti sui punti di forza dell'avversario, cosa che hai fatto fino ad ora, con Politano che andava su Pezzella come se fosse Teo Hernandez, hai potuto lavorare sui punti deboli del Milan, cioè la difesa alta, gli 1 contro 1 e qualche squarcio a centrocampo che si può aprire sia da una parte che dall'altra, perché poi a quel punto accetti che ci sono due squadre un po' più larghe, non lunghe ma più larghe, avete visto come vanno in ampiezza, quindi molto molto interessante, e ne siamo usciti vivi, ma chi se ne va? Che significa chi se ne va? Non lo so, Giuliano, che cosa intendi? Io ho visto un Fonseca molto Rudy Garzia, devo dire la verità, è proprio un gioco senza fantasia, sto Milan spento, con tutti sti grandi giocatori, però cioè, sotto potenziale proprio. Mi immaginavo una partita un po' più bella del Milan, devo dire la verità. Ciao. Arriva Fabio Versatile. No, vabbè, ma il Milan bisogna tenerlo presente che comunque tante defezioni. Non credo che loro siano stati così buoni con noi quando noi non avevamo né Osimhen né Raspadori né Simeone, dovevamo giocare con Elmas fino a punto. Non credo che loro ma il Napoli non era un vero test, si sono presi la vittoria e sono andati avanti. Invece guardate noi, il vero test è l'Atalanta, il test è con l'Inter. Se vuoi vincere lo scudetto devi fare faccia a faccia. Io sono d'accordo, e avendo messo a segno questo bonus, perché 3 punti in trasferta contro una grande, consideriamola grande ragazzi, non scherziamo, il Milan a San Siro, dai, non scherziamo, sono convinto che rilancio che te la puoi giocare a viso aperto contro un Inter, contro un Atalanta, te la puoi giocare per dare ancora di più una cosa, dici, che si va veramente fare. E se non va bene io non ti dico niente, perché hai messo in cascina quelle cose. Però non lo so, io credo che Conte non mi ascolta e se la giocherà tranquilla. Credo che andrà comunque così, proprio alla grande. A me la prestazione è piaciuta, concreti, cinici, e ci siamo mangiati 3-4 gol. Lukaku a me non è piaciuto perché non fa pressione e si fa recuperare di continuo quando parte con la palla. Ottimo sul gol di ottimo sul gol, ma come gioco di squadra non ancora all'altezza. Davide, ma è pesante. Io poi non riesco a capire se non ve lo so ancora dire, se il Lukaku di quest'anno, cioè di questa età, può diventare più brillante o più o meno questo è. Sicuramente se tu lo utilizzi bene e gli fai fare le cose, è un altro specialista, cioè lo specialista di quello che nel corpo a corpo resiste. Non gli puoi chiedere di fare il velocista, non gli puoi chiedere di fare il pressing che faceva Osimhen su tutta la difesa, lo perderesti anche la lucidità sotto porta, non può farti quello e probabilmente non te lo poteva fare nemmeno prima per caratteristiche. Lukaku potrebbe essere questo. Allora se Conte, e ha dimostrato Conte di non essere innamorato pazzo, cioè che lo fa giocare finché non finisce la partita, Conte lo può anche sostituire, Conte può anche decidere ogni tanto di mettere Simeone o Raspadori se la partita lo richiede. Nel frattempo ti prendi che Lukaku ha fatto un gol che pochi attaccanti avrebbero fatto, perché fa bene i passetti e non va in fuorigioco e resiste fisicamente alla spallata di Pavlovic, che non è poco, spallata regolare, tutti e due, lui resta in piedi ed è freddo davanti a Magnani. Io me lo tengo, poi è chiaro che deve migliorare, non so quanto possa migliorare, quindi nel frattempo mi tengo quello che mi sta dando e poi vediamo. L'Atalanta è una schiacciasassi, ma oggi per la prima volta approccio a viso aperto già dall'inizio, poi il Milan è uscito, era anche prevedibile, ma che bello giocare dal primo minuto. Allora, ho l'impressione che quest'anno, a differenza degli anni scorsi, l'efficacia difensiva non sia dipesa unicamente dal top player di turno, ma più incentrata sul collettivo, riserve comprese. Riserve comprese, amico mio, no, nel senso che Marin, Juan Jesus li vediamo il meno possibile, onestamente. Quella di questa difesa che stiamo vedendo è abbastanza... non ci sono sostituti, perché è una difesa a 5+1, perché è Olivera, Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo e Politano, e quando Politano ha finito la benzina ci entra Mazzocchi.
Spinazzola non lo puoi utilizzare, Juan Jesus il contagocce, Marin il contagocce, quindi riserve complesse no, il reparto sembra solido, si chiudono bene, si aiutano, si danno una mano. Riserve comprese, ho un po' di paura poi a fare turnover. Se in attacco e a centrocampo posso chiedere a Conte ogni tanto di farli anche ruotare, fammi giocare ogni tanto. Questo Gilmour per esempio non deve giocarle tutte Lobotka, Gilmour va benissimo, puoi fare riposare una volta Anghissà, una volta McTominay, va proprio bene, davanti Neres, ci divertiamo, va bene, indietro ci andrei un pochino più cauto e credo che anche Conte ci andrà un pochino più cauto. Tiriamo forte da fuori area e l'offio da dentro, sia Lomero che McTominay, è vero. Fabio Fluido, io sono Fablo Versatile, piacere di conoscerti. Piacere. Mando un saluto a tutta la tua community, sono nuovo sul canale. Il Napoli ha fatto una buona partita, peccato che il Leao sia entrato il secondo tempo e che al Milan mancassero 5 giocatori. Purtroppo così le partite, sai, vanno in un'unica direzione. E quando noi abbiamo giocato con Elmas centravanti in Champions, che re, blasone e DNA stasera Steven Rurmen, forza Napoli! Sempre caro Fabio. E devo fermarmi un attimo qua e a questo punto, perché tu così voglio farvi vedere quello che poi l'ho postato su Instagram, perché magari voi non state per forza su Instagram, magari uno sta in televisione che si sta vedendo la live, e voglio farvi vedere l'arte di Tore Falanga. Fammi vedere se la posso postare perché è bellissima, e quasi quasi faccio la live solamente fammi vedere se la posso postare, la devo rinominare perché è troppo bella. Abbiate pazienza, mi devo togliere questo sfizio perché è di una bellezza inaudita. Ecco qua, boom. Come si fa? Lasciate i like per Tore Falanga. Sono io che prendo Leao al fantacalcio e gli rovino la carriera. È qualcosa di spettacolare. Dovrebbe essere la copertina di ogni video, potrebbe essere la copertina di domani, non lo so. E poi la riutilizzeremo perché magari questa è stata fatta con Leao, ma magari la possiamo utilizzare per altre cose. Signori, Tore Falanga. Mi raccomando, fate le cose vostre, poi preparo anche il giochino. Allora, è una foto nuova del canale, è proprio bellissima, una cosa incredibile. Quando si fa clean sheet, merito di tutta la squadra, vero Daniele, ottima prova mentale del Napoli. Non capisco perché noi tifosi prima di una partita del genere eravamo sicuri di non poter venire a Milano e imporre il gioco solido ed essere capaci di chiuderla. Ecco, vedi com'è interessante come la porti avanti, dici imporre il gioco solido. Nel senso, imporre il proprio gioco è un conto, vi ricordate con Sarri ovviamente, no? Tu dove andavi, qualsiasi campo, ti prendi il pallone, calamita, la fai girare e gli altri devono inseguirti. Il gioco solido, cioè l'essere solido, quando ti attaccano non lo imponi tu, e, insomma decidi di stare solido, di non scoprirti, di non prendere contropiedi, e quindi è comunque una scelta che Conte sta facendo con grande attenzione. Imporre il gioco solido io ero convinto, anzi avevo chiesto a Conte di aprirsi anche un pochino, un po' più a viso aperto, non aver paura, chiedi ai ragazzi di attaccare, e non ho visto una squadra, specialmente nel primo tempo, non ho visto una squadra che ha aspettato tutta sotto l'area di rigore, in alcuni momenti sì, ma guardate, vi farò vedere perché mi sono segnato parecchi minuti e domani vi farò vedere. Guardate Anghissà come va in pressing su Pavlovic, guardate come si muovono poi, tutta la squadra si muove insieme quando si abbassa anche Politano, e poi il centrocampo a 4 diventa con Kvara, McTominay, Gilmour, e Anghissà diventa alla destra. Ci sono delle cose importanti, studiate, che non sono casuali. Non dico che Conte se l'è giocata a viso aperto, ma c'era un'idea di gioco che non era solo quella di aspettare il Milan, quindi io sono soddisfatto, perché non ero soddisfattissimo contro il Como, lo ripeto, non devo ripeterlo assolutamente, non devo ripeterlo, meno 3,
-3. Ciro, iniziamo a mettere trofei in bacheca, visto che nonostante ce la cantiamo e suoniamo da soli ne abbiamo un po' pochini, poi magari un giorno prendiamo Guardiola e 11 Ronaldinho. Ciro, ci vuole tempo, i trofei si fanno quando o quando partecipi alle coppe e sei competitivo, e allora fai pretti dei trofei. Un trofeo è sicuramente anche lo scudetto, è una lunga stagione, quindi prima di arrivare a quello serviranno altre partite come queste, altre partite migliori, i famosi margini di miglioramento. Vediamo se riusciamo a crescere. Crescere è l'unica cosa che conta. Se cresci, vincere diventa una conseguenza. Ascoltate zio Fluido così. Crescere è l'unica cosa. Noi dovevamo crescere perché eravamo scivolati su una buccia di banana. Adesso piano piano ricresciamo, diamo fastidio, diamo un pochino di beh. Abbiamo giocato per anni e a parte lo scudetto non abbiamo vinto. Adesso serve fare cassa anche senza il calcio champagne. Luca Mauri, Kvara, al di là del gol nullo. Mamma mia, Luca, perché non guardi il calcio come lo guardo io? È falso. Ti invito, visto che la partita è finita e che il risultato è acquisito, ti invito a riguardare la partita se puoi e guardati solo Kvara. Guardati solo Kvara anche quando la palla ce l'ha Terracciano dall'altra parte. Guarda Kvara e i movimenti che fa preventivi, guarda quante volte è andato al raddoppio su Chukwueze, guarda quante volte ha dovuto fare l'elastico anche centralmente per venire a chiudere, perché i mediani così. Ti prego, non pensare solamente all'ultima cosa che deve fare, il dribbling o il gol. Pensa a tutto quello che un giocatore deve fare in fase difensiva e ti accorgerai che Kvara nullo non lo è mai stato. Mai stato. Vale quella palla di Kvicia per Scott che poi avrebbe sì, anche questo, perché poi là sarebbe stato anche assist a San Siro, gol e assist di Kvara nullo. Mi sento male se mi dite queste cose, ma piano piano ci arriviamo a spiegarle. Hanno chiesto a Conte in cosa deve migliorare il Napoli, lui è rimasto un po' senza parole, forse non voleva proferire la parola gioco. Deve migliorare il gioco, deve migliorare Allora, io quello che alcune volte in questa partita, devo postare la reaction così mi capite meglio, alcune volte in questa partita mi è sembrato il Napoli un pochino frettoloso nell'essere verticale. Quando riprendi il pallone, magari anche per sfruttare, che è un'idea che ci sta, anche per sfruttare il fatto che il Milan stava attaccando con tanti uomini, lanci direttamente su Lukaku, in zona Lukaku, ci stava perché c'era la profondità, ci stava come idea, ma ci sono stati alcuni momenti dove io ho proprio urlato bravissimi quando hai alzato la testa e sei tornato indietro, e quello che poi fa perdere un pochino quella pressione dell'avversario che in quel momento ti vuole schiacciare. Torni indietro, buongiorno, torni indietro anche da Meret, la fai girare anche in orizzontale qualche volta, non è peccato, perché vuol dire che tieni un pochino di più il pallone. Quando tieni il pallone non lo tengono loro, ti devono inseguire, devono fare più chilometri, devono perdere un pochino le distanze e a quel punto puoi poi sventagliare, cosa che Gilmour fa molto bene quando ci sono i movimenti senza palla. Quindi quello dove può migliorare il Napoli è non essere frettoloso nel scegliere subito la soluzione verticale, perché secondo me possiamo avere di più il pallino, aumentare il possesso palla e quindi soffrire di meno. Non è il possesso palla sterile, è un possesso palla difensivo che ti fa soffrire di meno, perché se ce l'hai tu il pallone non ce l'hanno loro. Ma queste sono idee tutte mie che insomma così non lo so. Kvara che dice all'intervista: sì, crediamo lo scudetto, possiamo rifarlo. Loco e Meret accanto che smorza un po'. Sì, ma è ancora presto, ci sono tante partite. Meno male che c'era Meret vicino. Giusti entrambi, giustissimi entrambi, nel senso che Kvara ha tutto il diritto di essere ambizioso, esce dal fuoco, è giovane e deve vincere, vuole vincere, giustissimo. Meret conosce i polli Meret il campionato italiano lo conosce benissimo e sa che ci sono delle insidie e va bene. Vuoi mangiare? I cannot eat, I would love to eat. Vuoi mangiare? Grazie, but I cannot. Purtroppo no, la priorità non è il cibo ma sono i vostri commenti. Comunque, che noi abbiamo giocato senza Lobotka nessuno lo dice, perché secondo me
tutti lì sanno che è quasi la stessa cosa. Secondo me tutti lì sanno che è quasi la stessa cosa. Beh, nel senso che abbiamo trovato un ottimo sostituto di Lobotka sotto questo punto di vista. Avevo letto un messaggio su X che dice noi senza Mario Rui e nessuno dice niente, giustamente. Lotto tutto verde. Questo... Io settimana scorsa ho fatto l'audio su Olivera, sì, dove per me era migliore in campo. Anche stasera per me è stato il migliore in campo. Olivera bene. E chi non ne capisce di pallone può dire il contrario, chi ne capisce può confermare. Antonio, Forza Napoli sempre. Però infatti chi ne capisce di pallone, se poi uno ha un'idea, un parere diverso, lo può avere, come il fatto di Kvara. Se uno dice è nullo, io devo rispettare che il parere è diverso, ma voglio convincerti che non è così. Poi non è detto che ci riesca, non è detto che ci riesca. I have a question. Where is Rafa Leao? Sta qua. Sta qua sotto la mie così. Migliori in campo Zambo Anghissà, Olli e Benji. Ti ha risposto. Conte dice rimaniamo umili ma sappiamo che siamo forti e non ci nascondiamo. Qua ci vorrà tutto un discorso di come gestire, ma signori, Conte lo sa e Conte lo ha detto, e con grande onestà ha detto: chi sa come si vince sa cosa deve fare, mentre sento parlare altri che non hanno mai vinto e che non sanno cosa serve per vincere. Dobbiamo fidarci di lui. Poi è chiaro che sta in un ambiente diverso che sta imparando a conoscere, non è l'ambiente delle solite note, un po' diciamo, una protezione diversa. Adesso deve gestire quello che è, dei momenti o di troppa euforia o di tensione ci ha sottolineato in alcune fasi delle partite precedenti. Ma Conte io penso che stia comodo, che stia là, non penso che lui voglia stare intruppato in quel quarto, quinto, sesto posto e lottare punto a punto. Io penso che Conte sta comodissimo lì e chiederà ai ragazzi di stare lì il più possibile. Ma secondo voi i ragazzi non vogliono stare lì il più possibile? Certo che sì, arriveranno dei momenti, quindi Conte è logico che deve mantenere sempre quell'umiltà, nel senso del dire arriveranno dei momenti che la sciuliata può capitare, la partita storta, e là chiedo quell'equilibrio che non avete avuto, dice Conte, né quando abbiamo fatto la partita col Verona né adesso che siamo primi in classifica, perché grande depressione e grande esaltazione. Quando arriva l'inciampo lui non vuole sentire poi l'altra grande depressione, perché lui sa che se poi la grande depressione ti riporta agli incubi dell'anno scorso può essere un problema. Ma dico Conte, io credo che qualcuno lo farà, perché il calcio è così, lo commentano tutti e quindi non ti salvi. Però io penso che la maggior parte poi di tifosi, della stampa, degli opinionisti capiranno che nella logica delle cose non si può fare un filotto totale per sempre. Capiterà e lì capiterà e là io ti dico è meglio se capita che te la sei giocata e non che capita quando ti sei solo difeso, perché a quel punto escono fuori quelli che diranno hai visto, te l'avevo detto, ci difendi solamente, sei juventino eccetera eccetera. È là che io sto cercando di proteggere Conte. Se tu poi perdi una partita, la puoi perdere, però hai attaccato, ti sei dimenato, ci hai provato in tutti i modi, portiere avversario migliore in campo, io non mi sentirò di dire niente e quindi guarderemo poi alla prossima. Io credo che ci vuole questo tipo di attitudine. Sì, bello tu che non lo so di che cosa state parlando. Speriamo che capita quando abbiamo 20 punti sulla seconda. Esattamente. Conte tatticamente impeccabile, la prima pressione di Anghissà che sposta Lukaku a sinistra e fa perdere la marcatura a Pavlovic è una masterclass e facciamo calcio con Gilbotka. Vedi quello che vi stavo dicendo, Raffaele, all'inizio della live, cioè l'Anghissà più avanti, che di solito non vediamo. Noi abbiamo sempre visto il primo pressing, vi ricordate con Zielinski che si avvicina
a Osimhen, ecco la famosa mezzala che poi diventa sottopunta. Oggi abbiamo visto Anghissà, quindi in questo caso Lukaku, che si è sempre spostato verso destra, si studia, Lukaku va a fare più uno scontro fisico magari con Ciao, che sta sulla destra del Milan, e non lo scontro fisico con Pavlovic si trova davanti a Anghissà, quindi scontro fisico importante. Vedete quanti spunti che ci sono, è una roba bellissima, è una roba incredibile. Ma la classifica Guido, già chiesto a Detto Stampa, Fabio versatile, e adesso la vedremo, perché siamo andati oltre la famosa classifica, anzi la classifica Guido classica era quella che poi rappresentava il paragone col girone d'andata e il girone di ritorno. Adesso c'è un'altra classifica Guido che sta andando molto bene, Allora, c'è qualcosa così, ditemi se devo intervenire, perché non mi sembra proprio il caso oggi. Non mi sembra proprio il caso. 39% possesso palla, ma pari occasioni. Siamo passati subito in vantaggio, la gestione della partita è stata impeccabile. Classifica Guido 15 su 15, esatto, dei punti che dovevamo fare per 5 partite, e lui aveva detto che già 10-12 andava bene. Ovviamente abbiamo più bonus da poterci giocare, e va bene così. Olivera è migliorato tantissimo, senza dubbio. Stefano Olivera è uno dei temi, deve mantenere questo livello. Io insisto, perché non ce la faccio a non ricordarlo quelle 2 o 3 volte dove Chukwueze se n'è andato e ha creato così. Quindi non è perfetto, è migliorato tantissimo. È un grandissimo commento, secondo me molto onesto e molto reale, perché ha tenuto botta, non è mai uscito dalla partita, e ci sono stati dei momenti in cui ha risolto dei problemi anche da solo, e lo deve fare e deve rimanere, ce lo dobbiamo tenere caro. Purtroppo ha preso un altro cartellino giallo, e quindi vediamo anche a livello di squalifiche, perché purtroppo in questo momento Spinazzola non sembra poter giocare a pallone, ed è grave. Vedete che alla fine entra Zerbin, ragioniamo su questa cosa qui, quando ne deve mettere un altro per perdere tempo, per far riposare, insomma siamo al 94esimo, quindi è uno dei cambi così, ma entra Zerbin, quindi vuol dire che proprio Spinazzola non è proprio il caso di farlo giocare. Allora, un paio di cosucce. Valeria: Olivera Deluxe, Gilmour disegna traiettorie, Meret Saracinesca, Mazzocchi cane da presa su Svogliao. Lo devo chiamare Svogliao, è perfetto. Allora, mi hai ricordato una cosa, Valeria, attenzione. Io devo smettere di fare musica, devo fare video per lavoro. Mi sono ricordato una cosa. 2 cose di Svogliao. Prima di tutto un fuorigioco dove lui sta 1 metro in fuorigioco, gli fanno un bel lancio addosso e lui cammina, e là si vede, no? Se tu non è e dici sono scattato sul filo del fuorigioco e ho sbagliato, no, stai proprio camminando e non ti sei reso conto che la linea ti è salita davanti. Primo Svogliao. Secondo Svogliao è quando Di Lorenzo se n'è andato. Vi ricordate quella discesa di Di Lorenzo, che purtroppo poi penso che Morata l'abbia recuperato, si sia fatto tutto il campo per chiudere così, ma Svogliao non lo segue proprio, e io in reaction dico: vai Di Lorenzo, non ti preoccupare, non ti inseguirà mai, e proprio lì sembra proprio Svogliao, e lo dice pure Paramount Plus. Matteo Bonetti dice: ma Leao che fa? Cammina. Mi sento male, dove sta? Quando parlo di Svogliao io devo fare così. Lukaku su azione, rinnovate Kvara premiato man of the match. Che bellezza. Voto all'arbitro, 6,5 va bene per te. Non ricordo cose clamorose onestamente, quindi potrebbe essere una sufficienza tranquilla. C'è stato un momento in cui faccio una battuta in reaction e dico Colombo di Como, una cosa del genere, il Colombo, il piccione, perché poi non stava fischiando mai la fine, però credo di sì, credo che non ci sia stato niente di particolare. Allora è vero che Conte ci segue, sbaglio, ho abbassato un po' McTominay. Simone, io ti ringrazio, perché poi non è che devo dirlo sempre io, e poi divento antipatico, dice: hai visto come avevo detto io? Che poi è una battuta. No, credo che sia andata proprio così. Credo che però sia anche in base
a come sviluppa il Milan, cioè l'idea di tenere Anguissa un po' più alto abbassi McTominay, no? Una mezzala che sta più vicina a Lukaku quando il Napoli non ha la palla, ovviamente. Quando il Napoli ha la palla sviluppa. Però io ho visto McTominay più basso portare un po' più palla. Secondo me, non ci segue Conte, vede delle cose molto prima di noi, si rende conto, a volte decide di farlo, a volte lo fa e magari il giocatore non ti segue subito, a volte aggiusta in corso d'opera, però è bello poter dire avevamo visto una cosa che poteva magari i margini di miglioramento, i famosi margini di miglioramento, e poi ce la ritroviamo nella realtà. Quindi mi svogliavo è geniale. Valeria è suo. 950 like che possono diventare 1000 se li lasciate adesso. Gilmour rispetto a Lobo ha un piede un po' più educato, c'ha la sventagliata che Lobo fa meno di solito. Gilmour mi sembra molto comodo nell'alzare la testa e lanciare 40 metri, mi sembra veramente comodo nel farlo. Attenzione Tore, era la 100ª partita di Kvara con noi, che bello, che bello. Rinnovate Kvara, dai. Guarda, forse c'è stato un altro fallo possibile al contrario. Buongiorno Morata, fischiato per noi, ma mi sa che c'è la prima impressione di buongiorno su Morata. Figurati. No, ma questa cosa va risolta, Basterebbe cambiare il protocollo e dire per questi falli, ma se non sbaglio è scritto nel protocollo che lo scambio di persona credo che riguardi i cartellini. Se tu dai un cartellino a un altro, così il VAR può intervenire per dire no, hai preso una cosa per una. Ma se tu chiami un fallo al contrario, là è un grave ed evidente grave, non chiaro ed evidente errore, grave ed evidente errore. Se capita in aria ci facciamo prendere a ferrare per pazzi così, ma se capita fuori aria e magari può scaturire una punizione pericolosa, ma perché il VAR non dovrebbe intervenire? Quindi siamo alle solite. Con i miei amici lo chiamiamo Rafael Twittao, perché lui sta più su Twitter a rispondere a me che non così. Rafael Pigrao, pure non è male. Pure non è male. Negli spogliatoi di San Siro, Kvara e Lukaku fanno i selfie tipo spogliavo e Teo è nato quel 4. Ah, può essere una risposta. Bellissimo. Mancano 30 like. Ci arriviamo, Angela. Ci arriviamo, io lo so. Ci possiamo arrivare. Prendi un Leao, trattalo male, mandalo ogni tanto a lavorare, digli di correre e poi senza sosta. Solo 4 cavie, fai capire che è un gran giocatore, fai capire che lo stipendio lo paghi te. E tutta questa che è una canzone bellissima. Tra l'altro, grande Giuliano, mi hai ricordato quando il mio babbo faceva che fece una cover di questa canzone qua. Mandano ogni tanto sfida. Era una cosa sul meccanico, ma devo recuperarla perché era straordinario. Veramente mi hai riportato indietro nel tempo. Vale, ho appena ascoltato Sky, tutti i commentatori esaltare la partita di McTominay. Secondo me stasera non è stato assolutamente tra i migliori. Invece, e lo dico da tifosissimo, che ne pensate? Secondo me buona partita di McTominay. È difficile trovare la perfezione in McTominay quando non segna, perché è proprio nella finalizzazione che lui, quello che ci aspettiamo da lui, e non è riuscito a farlo, però ha danzato sul pallone in un paio di occasioni e ha portato bene palla e l'ho sentita la sua presenza, quindi ci possiamo aspettare qualcosa di più? Sì, però io l'ho sentita la presenza, non mi sentirete in reaction dire McTominay è sparito dalla partita, come per esempio ho dovuto dire in un paio di secondi tempi scorsi. Non sono usciti nessuno è uscito dalla partita e nessuno poteva permettersi di uscire dalla partita, perché nel secondo tempo, ovviamente, ragazzi, non sottovalutiamo che il Milan aveva segnato nei primissimi minuti e lì sembrava che avessero preso forza, coraggio, e se fosse stato il 2-1 era fuori gioco, quindi siamo nella logica. Se ci fosse stato il 2-1 sarebbe stato ancora più grave, perché avrebbero potuto. L'abbiamo tenuto back, secondo me lì il Napoli è stato bravissimo a non perdersi
al momento del 2-1 possibile e a non dire un gol, abbiamo continuato a tenere botta. Il Milan ha provato ad attaccare in vari modi, ma non è mai stato proprio schiacciante come dovrebbe essere. Ci siamo difesi bene, quindi beh. Allora, McTominay un po' come Zielinski, lo si nota a volte poco, ma fa tante cose talentuose. Retegui nella classifica canonieri sta a 10 gol. Attenzione all'Atalanta, la temo più dell'Inter. Sì, l'Atalanta, ragazzi, ha una potenzialità in attacco pazzesca e dobbiamo capire se ogni volta l'Atalanta c'ha dei momenti in cui diventa discontinua, c'ha delle pause che si prende in tutti i campionati. L'ho sentito, mi pare, non lo so se lo disse Pastore o chi lo disse, che magari è più efficace nelle coppe nell'ultimo periodo, perché poi sono tutti negli scontri diretti o nelle partite secche ti possono fare la prestazione, ma sul lungo ogni tanto si prendono delle pause. L'Atalanta è temibile, è temibilissima, perché con quei battitori in attacco che ha Lookman e De Catelare, che comunque sta giocando, ha fatto un gol De Catelare, parlando delle belle cose del calcio degli avversari, ha fatto un gol De Catelare spettacolare. E c'hai Lookman, c'hai Retegui, Zaniolo che ha mezzo servizio, e poi c'hai Samardzic, e poi le fasce che vanno in continuazione, insomma Emerson è un grandissimo centrocampista, insomma sono forti. Poi capiterà il momento in cui magari più attaccati sulla difesa, magari l'uomo contro uomo certe partite non funziona e tu gli batti i duelli e hai la meglio. Però l'Atalanta è sicuramente una squadra da tenere presente e da rispettare. L'Atalanta, poi storicamente l'Atalanta è peggiore a Bergamo perché attaccano tutti, non ho capito, bravo Luca. La temo di più dell'Inter a Milano. Ok, state parlando ancora dell'Atalanta. Abbraccio Spalletti Lobo, Conte Gilmour. Ah, è vero Danilo, bello spunto, bella chiamata. Il Conte Gilmour, che poi Conte ha dato un abbraccio anche a Lobotka simile, perché entrambi, come Spalletti, Conte riconosce il valore di Lobotka e in questo caso riconoscere il valore di Gilmour, che lui aveva indicato subito, a dire io se c'è uno che vorrei far giocare di più è proprio Gilmour. Paff, è capitata la cosa e l'occasione di farlo giocare. Molto bene che Gilmour si sia fatto trovare pronto. No, forse devo aspettare un ospite perché non ce la faccio più a parlare. Dobbiamo fare 2000 like. Maurizio, penso che ci arriveremo nel finale, perché poi magari qualcuno è addormentato, magari qualcuno si recupera la live dopo. Alessandro Palumbo, per gennaio secondo te si dovrà intervenire sul mercato, e se sì dove? Alessandro, io ti dico di sì, assolutamente sì, e non vorrei sentire discorsi siamo primi, non tengo niente da riparare. Conte non credo che possa accettare una cosa del genere. Conte parla di mercato ad ogni conferenza, vuole migliorare quella che è l'interezza della rosa, ne abbiamo parlato. In difesa tu ti senti tranquillo, se Buongiorno viene squalificato non me la sento. Terzino sinistro ti senti tranquillo, se poi Spinazzola le deve fare tutte una dietro l'altra per 3 partite consecutive, non lo so. Politano regge la destra, Mazzocchi, buona partita anche di Mazzocchi, ti senti tranquillo. In attacco è chiaro che c'è una bella abbondanza. A centrocampo, se McTominay magari può fare la staffetta con Raspadori in alcune partite, McTominay da sottopunta, ma al posto di Anghissà Foloruscio, ma stiamo parlando, se vuoi fare la squadra perfetta, e questa squadra perfetta ovviamente con tutte queste pedine uno può anche decidere di dire stiamo lavorando per l'anno prossimo, abbiamo individuato dei profili che magari a gennaio non si muovono e tu li hai già bloccati. Io se questo mi spiegano io lo accetto, perché non è facile, non era facile chiudere il mercato perfettamente. E quando si parlava del mercato io, soprattutto con quell'altro modulo che stavamo utilizzando, era un po' perplesso, perché è la prima volta che il Napoli ha piazzato dei colpi importantissimi, ma risulta comunque incompleto nelle accoppiate panchina e titolari, perché non c'era più, non sapevamo chi doveva fare il vice Mazzocchi. Adesso poi Conte ha capito come sviluppare senza perdere il talento in panchina di alcuni giocatori dove ha abbondanza e altri dove ne ha meno. Quindi sì, il mercato andrebbe sfruttato, vediamo un pochino. Sì, perché ha parlato di Dorgu ovviamente,
si parla di Elmas, vediamo, perché là mi sento male. Ottima partita di Gilmour, ma Lobo è di un'altra categoria, Marco, ma infatti non ce lo dimentichiamo cos'è Lobotka per noi. Manco se ce lo danno gratis. State parlando di Leao? Intelligente non si applica. Sono io il vostro Singo? Bravo, ti dico Singo. Ma se ti dico Singo vuol dire che ti dico Singo. È chiaro che impazzisco completamente. Se ti potete dire una bestemmia, c'è una quella se proprio strafa. Stai ancora cantando, no? Allora Luca, mi sono scocciato. O ti dai una calmata, perché datti all'ippica alla mia community non lo può dire nessuno. Non ti conosco, sei un nome nuovo, quindi o c'è confidenza tra persone che si conoscono della community, oppure ti dai una calmata, altrimenti io non ci metto niente e ti tolgo da mezzo. Quindi a Valentino una cosa del genere non si può dire mai. Quindi ti sto dando un'opportunità, o cambi registro, oppure ti tolgo e se vuoi tornare ti devi fare un nuovo account, una nuova email, diventa noioso. Quindi datti una calmata. Virgilio, ogni volta che inquadrano Oriali mi tranquillizzo, e anche lì io lo dirò, me lo sentirete dire in reaction, che quanto è bello Oriali è un'altra di quelle cose, di quei tormentoni che mi sta uscendo spesso, perché è veramente quelle figure, no? Proprio quelle figure che chiedevamo, uomini di calcio che sanno quando parlare, sanno quando star zitti, sanno come anche controllare una figura come Conte, che è una figura vulcanica che può perdere le staffe da un momento all'altro. Oriali, Virgilio, quanto è bello Oriali. Di Lorenzo fa un lancio verso il centro molto grave, vorrei Fausi con Conte. Fausi con Conte, mamma mia. Però Oli molto bravo oggi, hai visto anche che Romelu si è messo in mezzo e cavare in panchina dopo un battibecco simpatico, ma finalmente posso... bella live. Il signor Guido Gentile mi può dare una mano perché non ho più voce. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso? Sì. Grazie. Vorrei salutare tutti i tecnici alla manutenzione delle fotocopiatrici. Sì, okay. Perché poi sono uno di quegli oggetti che se non ci stai appresso uno non è che la può, sono specializzati, sono dei tecnici specializzati. Bravo. No, quando si rompe si blocca tutto l'ufficio. E caro Valerio, quando ero giovane un po' mi divertivo a calcolare l'ASL, no? Poi diventa un esercizio quasi subliminale, automatico, insomma, non ci fai a caso. E l'ASL è cambiata nel corso della storia del cinema, si è abbassata sempre di più. C'è stato un ritorno a un'ASL più alta, a cavallo degli anni 50, poi cinema moderno e postmoderno è molto bassa. Michael Bay, che è un cinema tutto suo, un ASL a volte anche meno di un secondo. Chiaramente l'ASL, almeno forse è giusto spiegare cosa sia. Non è l'azienda sanitaria mondiale, ma la media di quanto dura un'inquadratura tra un taglio di inquadratura e l'altra. Ovviamente Michael Bay ha degli... che cos'è l'ASL? Mi sono divertito a calcolare una sorta di ASL del Napoli. Secondo me una delle chiavi di lettura della partita di oggi, che Napoli ha avuto che è una invenzione, io mi devo trovare sempre qualcosa di nuovo da fare, almeno questo non ho mai copiato nulla nella vita, manco i compiti ti passavo a scuola. Se ci fai caso, chiaramente spazi, però il Napoli, è vero, molti si sogneranno il possesso palla superiore agli altri, eccetera, però è arrivato in porta con pochi passaggi. Aveva bisogno di pochi passaggi e pochi secondi, a volte anche sprecato. Pensa a quella bellissima azione con la spizzicata Kvara che la mette al centro, si potranno divertire Giuliano e Soci, penso, questa ve la segnalo come azione, così potete calcolare quella con la più alta percentuale. Arrivava McConnell al rimorchio e purtroppo l'ha buttata fuori. Tra l'altro era l'azione da fare, Clara poteva essere egoista, provare il dribbling, tentare sul primo palo o a incrocio.
chiaramente ha passato al centro, ma il Napoli è arrivato in porta con pochi passaggi e pochi secondi, e non è stata la prima volta. È stata una delle chiavi, addirittura non l'unica, che ha messo in difficoltà questo Milan, che ha avuto la parte centrale del primo tempo dove ha premuto parecchio. Sono stati anche 2 interventi importanti ma non miracolosi di Meret, che magicamente Vate e l'Istituto Luce oggi non ho difficoltà a pensare che avranno glorificato, ma non ce ne frega niente, dove non solo questo quadrato che ogni tanto si intravede nel Napoli, il centro questo Politano, non solo pendolare, che porta questa difesa a 5, non sempre con gli stessi uomini, ha creato non poche difficoltà al Milan, che appunto, tranne nella parte centrale del primo tempo, dove ha un po' schiacciato per il Napoli, di Conte non è tanto la squadra che si fa schiacciare, è molto brava a sapere interpretare questo momento della partita. È chiaro che gli esteti del calcio, e noi lo siamo, il Napoli, perché non abbiamo visto tanti scudetti, ma siamo abituati forse un po' troppo bene, non gradiranno un Napoli che, io non amo il termine quando ci si rincula, no? Che indietreggia, accetta la lotta, eccetera. Però ci sono alcuni elementi interessanti di una squadra che continua a pensare a ampi margini di miglioramento. Penso che sapete benissimo che sono contentissimo, +5 sulla classifica Guido. Io seguo le mie classifiche che di volta in volta aggiungo particolari, quindi siamo perfettamente in media. Anzi, abbiamo un piccolo bonus, visto che sono partiti in maniera orribile. Considera, Napoli, Valerio, ha preso 4 gol nelle prime 3 partite e non vai da nessuna parte con 4 gol nelle prime 3 partite. E poi nelle successive partite ha preso solo il gol col Como. Un cambio di registro così repentino non è scontato. Cioè, puoi passare da 1,15 a 0,90, eccetera. Invece è tremenda il miglioramento della fase difensiva del Napoli, che non solo fa 3 vittorie +3, adesso ne ha fatte 3 pareggio +5, e non avveniva veramente dalla notte dei tempi che Napoli non tanto vincesse 5 partite di seguito, ma vincesse 8 partite su 9, no? Con una difesa così forte. Il caso vuole che la prossima partita si incontrino la squadra che ha l'attacco più forte, atomico, con la squadra che ha la difesa, perché insomma al massimo la Juve e l'Empoli possono non prendere gol, ma il Napoli non li ha presi, quindi per un'altra domenica saremo comunque in testa anche in questa parziale classifica. E a poter dare varie considerazioni, ma voglio lasciare a voi gli spunti. Io ho queste metafore, questa idea quest'anno del campionato. C'è un'autostrada, in questa autostrada ci stanno l'Inter, che è nettamente la rosa veramente più forte, perché viaggiano per conquistare il tricolore, o la Juve ritornare alla vittoria, o l'Inter il 21esimo. Poi c'è no? Perché c'è il Milan, la Lazio, pensavo anche la Roma ha bucato, e il Napoli è una triste strada di campagna. E non solo in una triste strada di campagna, a inizio campionato ha sbagliato pure strada e finita. Sai quando tu sbagliavi strada in campagna e finivi nella villa di qualcuno, nella campagna di qualcuno, dici mamma mia, che cosa ci aspetta? Ci aspetta che quel furbone di Conte non aveva sbagliato strada, ma si è inserito in questa superstrada e sta viaggiando serafico in questa superstrada. Uscita, e in questo momento ha preso un'uscita, può rientrare nella vita, sbagli uscita, poi alla successiva bisogna capire quindi devi aggiustare questa condizione. Stiamo nel dirà se quel funzione ci capite perché mi sono perso nella superstrada. Sì, adesso è iniziato e poi vabbè. C'è il ritardo, sì. Ritardo di connessione. Allora, questo è il recupero. Ok. Diciamo, noi siamo su questa superstrada. Il Milan ha sbagliato un'uscita, quindi quanti punti, quanto terreno perderà poi a prendere l'uscita successiva, eccetera. Superstrada. Adesso abbiamo questo terzo di 5 partite che ci diranno molto su che tipo di campionato, cioè se sarà un campionato. Mannaggia miseria, mannaggia. Vedi, il suggerimento di Dario secondo me è giusto, devi venire in America per il resto del campionato,
Così facciamo, ti metto... ma solida, o se... Niente da fare, lo devo rimuovere e deve rientrare con la connessione migliore, perché altrimenti è un peccato, perché si stava sviluppando tutto un discorso con le metafore calcistiche che mi piacciono assai e non era cosa, e deve venire qua e lo metto sul divano e ne parliamo dal vivo, facciamo il podcast. Allora, credo, e posso cominciare a risponderti io, che è iniziato l'altro mini campionato delle 5 partite o era incluso nel miniciclo precedente. Credo che fosse inclusa nel miniciclo precedente. Quindi adesso comincia l'altro miniciclo, però siamo in credito, come stava dicendo Guido, rispetto a quello che lui aveva ipotizzato nelle possibilità di prendersi delle inciampate. Vediamo se recuperiamo meglio. Già ti vedo meglio. Vabbè, lasciamo da parte questa metafora della superstrada. Inizia questo mini ciclo di 5 partite che ci dirà tante cose su che campionato ha intenzione di fare il Napoli, e lo possiamo vivere con una certa serenità perché abbiamo un piccolo bonus. Secondo la mia ideale classifica, Guido, tu con le altre 13 al girone di andata ti puoi concedere l'errore che sbagli una partita, la perdi, devi fare 2 pareggi, 10 vittorie. Purtroppo noi la partita l'abbiamo persa la prima giornata, quindi non abbiamo più quel bonus, abbiamo i 2 pareggi, e con le 7 sorelle meno una, perché una siamo noi stessi, devi fare 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Chiaramente non è una regola fissa, e se uno fa 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, non mi offendo mica. Però diciamo che a quella soglia minima per avere quei 79 punti, dove tu in Champions, anche con una Champions di alto livello, con un punteggio molto alto, ci vai al 100%, con 79 punti. Quindi stiamo rispettando la classifica, Guido. Adesso è importante questo mini ciclo di partite, non scendere troppo questa soglia. Che certo, se si rispettasse questa classifica o si facesse addirittura leggermente meglio, allora capiremmo che il campionato è più che nobile quello che ci aspetta, però calma e gesso. Allora, Antonio ti chiede: sarei curioso di confrontare le statistiche di Anghissà prima e dopo l'arrivo di Lukaku. Noto grande affidamento tra i due. Guido, statisticami. Oggi Anghissà più avanti. Anghissà non è stato solo avanti, è visto per molti tratti dominanti, è ritornato quella consapevolezza non solo fisica, di permettersi di girarsi attorno anche 2 avversari in uno strettissimo spazio. L'ho pensato proprio a te quando ha fatto quella cosa che era poco troppo, però vabbè, sta in forma, te lo puoi permettere. Sì, casomai lì per lì su di freddo, perché sono giocati ad altissimo coefficiente di difficoltà e di altissimo rischio, e quindi hai ragione, poi tu e non solo tu, però ti fa capire non solo il suo stato di forma, ma il suo stato di concentrazione mentale, di consapevolezza dei suoi mezzi. Noi volevamo che togliesse da mezzo se ciabatte, rimettesse le scarpe e torna. Allora, se lo vogliamo, poi dobbiamo anche essere coerenti con i nostri desideri. Oggi ha giganteggiato durante il campo. Dipende che statistiche, nel senso, non è tanto come corre, è la qualità della corsa, la qualità della chiusura degli spazi di passaggio, di come chiama un certo tipo di pressing, è la qualità del suo gioco che è venuta a migliorare, non tanto la quantità. Credo che sia evidente. E poi la consapevolezza, noi lo sappiamo che lui è forte, e ringrazio chi mi ricordò che c'era questa opzione di prolungamento del contratto. Io non lo voglio assolutamente perdere, soprattutto regalare a un Inter o alla Juve, perché tra l'altro lo devi sostituire con un giocatore così forte e nel frattempo rafforzi un avversario. Quindi sì, è migliorato il rendimento, e chiaramente poi vedremo, se uno chiede un tipo di statistica andiamo a studiarcelo, e chiaramente sarà molto facile trovare questi numeri che sono migliorati, ma e nonostante i suoi capelli sono diventati più lunghi, quindi l'anno scorso veniva accusato che era colpa di tutti i capelli troppo lunghi che giocava male. Vabbè, ognuno. Sì, oltretutto se li mette e se li leva, perché poi ci sono immagini di lui in città con i capelli più corti, ogni volta dice allora se li è tagliati, no, se li aggiunge perché sono estenso. Luca mi chiede, e quindi io estendo, non mi è piaciuta la prestazione di McTominay, tu cosa ne pensi? A me non è dispiaciuto. No, però abbiamo l'impressione che può migliorare molto. Non è una prestazione opaca, perché l'impressione è che
ha sbagliato alcune giocate, non dico facili, ma nemmeno difficili, in varie parti del campo, ma non è mai sparito dal campo. Comunque è sempre stato nella partita, anche a fine partita, e questo è importante, in appoggio, in difesa, a chiudere l'azione. L'impressione non è solo quella del tiro a rimorchio, ha avuto anche un'altra possibilità, un altro tiro, come si diceva un tempo, Bruno Pizzo diceva telefonato, no? Il grande quindi la qualità di certe giocate nettamente migliorabile, però è una prestazione solida su cui costruire, spero, un radioso futuro. Questa cosa secondo me ci deve confortare, nel senso che la partita di oggi, che per il Milan può essere una partita a bivio, può perdere il terreno, la metafora della superstrada, per Napoli non è una partita come lo fu negli anni passati, troppo presto, ci aspetta un ciclo di ferro e abbiamo tutto il giorno di ritorno dove nelle prime 11 partite affrontiamo tutte le grandi, è un po' insolito, quindi è una conferma, però diciamo l'aspetto che ci può confortare è che l'impressione è che questa squadra che continuano a sottovalutare anche grandi allenatori, ex allenatori, ancora non ha fatto vedere di che pasta è, perché ancora si sta curando con le vittorie. Io l'ho detto, il Napoli di Conte si curerà con le vittorie, non si curerà con l'allenamento, e non sappiamo dove può arrivare ancora, anche se può sembrare un paradosso come squadra prima in classifica, ancora non è la scudetto, il che non esclude che possa diventarlo prima del previsto, attenzione. Come capitò al Milan che arrivò allo scudetto prima del previsto. Una cosa te la dico, Valerio, nel senso, perché secondo me c'è molta ipocrisia, molti addetti ai lavori, sì, bravo, ma non si aspettavano un Conte così impattante in così poco tempo, perché veramente troppo poco tempo, con un disastro della scorsa stagione, inutile che la ricordiamo, non perché ce la siamo dimenticati, ma per brevità. È molto presto, il Napoli ha un brutto calendario, girone di andata e girone di ritorno, ma con Conte non ti puoi permettere di lasciarlo in testa a fine febbraio. Se adesso è veramente presto, ma se a fine febbraio è con questa, allora lì è uno pericoloso, perché non molla l'osso. Adesso puoi essere superato, ma noi non abbiamo quest'obbligo né calcistico, né morale, né di budget, né di piano finanziario, né l'abbiamo messo nel bilancio, né di monte ingaggi di vincere. Quest'ansia noi abbiamo, e tanto mi piace Conte che ha detto questa cosa, io voglio costruire un Napoli forte che sia persistente, no? Che abbia delle non solo basi solide, ma delle convinzioni che lo portino a avere tante stagioni anche dopo di me. Già sto mettendo le mani avanti, ed è un discorso che a me piace molto di più che dire io vinco, sono un vincente, eccetera. Adesso è presto. Se a fine febbraio dovesse essere in testa, allora è proprio l'uomo sbagliato da fare andare in testa in quel momento del campionato. Quindi Angela sbagliato per le altre, Angela ti chiede a Gialli come stiamo, perché Olivera un'altra ammonizione oggi. Senti Vale, ti mando tutto in serata, perché come vedi sono rientrato. E tra l'altro, scusate, apro più di una parentesi, io mi ero promesso, e sarò rapidissimo, di non fare per un certo periodo di settimane o mesi rassegne. Per una prima volta in vita mia temo e non manterrò una promessa, perché non sono rientrato manco da 24 ore, me ne hanno già chieste 2. Non mi sono fermato un attimo, ho incominciato noi ti chiediamo la classifica. ho incominciato a aggiornare tutti i dati statistici. Considera che ho fatto il GGG Resto Umile Tour in questo mese, dove comunque mi sono debitato anche i miei bambini, quando potevo ho giocato con loro tutto il tempo fino a notte, e non sono un ettrino. Ho visto la partita, sono andato a fare un servizio, ho incontrato un mio amico ingegnere che mi ha chiesto, quindi prima di salire qui poi in postazione, ha detto: mamma mia, io non sono da qui da 24 ore, veramente non sono 24 ore, rassegna messicana, rassegna così, domani c'è un appuntamento 18:30, perché vorrei solo scrivere questo mese, cosa che temo non riuscirò a fare, però mi mando tutti i gialli, tanto stanotte c'ho tempo.
perché sento che è un argomento che vi crea preoccupazione. Allora invece vi voglio fare andare a letto tranquilli, insomma, così Valerio domani mattina in un video cosa ci può trovare. Ci dicono 3 ammonizioni, Oliver, poi facciamo un recap. No, perché sono umano, era non per raccontarmi i fatti miei, perché questa è una cosa molto cruciale. C'è stato un anno molto impegnativo, un'estate bellissima per gli altri, ma molto impegnativa. Tra l'altro io a novembre e dicembre inizio a preparare l'estate prossima, perché tu la devi preparare con molto anticipo, e finisco di prepararla proprio all'ultimo, a giugno, eccetera. E invece temo che non riuscirò a dire di no. Tra l'altro progetti particolarmente ambiziosi, considerate, e ho finito, che io sono un povero Cristo, cioè non ho appoggi dei politici, raccomandati, è tutto basato sul mio talento, se un poco ce l'ho, e su questa preparazione che per me non è mai abbastanza. Quindi devi fare il lavoro di 10 persone per ottenere un decimo, ma almeno sono libero e non devo come ha detto Vinicius Junior. Tra l'altro ci segnalano che è il compleanno di Diego in questo momento, e quindi estendiamo gli auguri a Diego. a Diego. Torniamo cioè sulla partita. Ti chiedono cosa ne pensi della resilienza alle critiche di Meret? Tutta questa cosa, ve l'ho già detto, di una noia mortale, perché ma questa è colpa dei colleghi che hanno creato questa situazione bianco-nera. Sbaglia uno, tutti quanti addosso, fa una grande partita, tutti quanti addosso dall'altra parte. Si può evitare, può essere un portiere un po' più normalizzato. Grande partita, punto. No, mi tiro fuori, sapete, non per viltà, cioè d'altronde una persona che è libera come me, vile o debole o pauroso non lo è stato mai. È proprio noiosa, nel senso, Meret sembrava un portiere di grandissimo talento destinato a carriera enorme, ha avuto dei momenti di difficoltà vari, sia con Ancelotti, con Gattuso, eccetera. Ha delle notevoli qualità in mezzo ai pali, migliorabile nelle uscite, nettamente migliorabile con i piedi, che se ne dica l'istituto. Sicuramente persona serissima, si vede che il ragazzo non ha grilli per la testa. Secondo me, se è stato sbagliato averlo dipinto come manco fosse il nuovo Zoff, ed è sicuramente non solo sbagliato, superficiale e volgare dire che è uno scarso. Può fare una partita sbagliata, poi ha fatto un paio di papere clamorose in questa esperienza a Napoli, per qualche incertezza. Ma è l'Italia che divide sempre tutto in guelfi e ghibellini, queste fazioni. Però Valerio, chiudo, ti ricordo che questa è una problematica. Io poi negli anni passati stavo quasi sempre allo stadio, io l'ho vissuta molto nell'anno dove Raffaele diventò titolare, quando De Laurentiis decise di non confermare il prestito di Pepe Reina, che ancora non entrava in campo a allenarsi, no, nel riscaldamento, abbiamo un citofono, e non aveva fatto niente. Dove lui aveva fatto molto breve prima di rompersi il ginocchio in Coppa UEFA, molto bene. Le stesse persone che dicevano un citofono dicevano abbiamo un citofono, questo deve togliere il posto a Pepe Reina. Quindi c'è un'analisi dei portieri, guarda, lo si diceva su Belzebù, Iezzo, adesso considero un maestro, deve giocare Giannello, poi deve giocare... La gente non ricorda, quindi siamo un po' deficitari, perché Iezzo non è stato subito titolare, ci sono stati vari momenti, poi vogliamo molto bene, altro personaggio molto serio, però c'è chi voleva Giannello, poi ci fu la squalifica, quindi sul caso Meret, chiudo, la cosa si è amplificata, come è noto non nominiamo determinati personaggi, perché determinati personaggi hanno amplificato il tutto, con toni a volte anche un po' da capopopolo, eccetera, e questo ha reso gli animi molto più elettrici, secondo me. Ma vedo anche dall'altra parte c'è un collega che manco entra in campo, mette disegnini di Ster, come si chiama, abbiamo un problema. No, mi annoia molto. Oggi ha fatto una partita onesta, da grande portiere, non è stato chiamato a fare miracoli, però quelle parate insidiose, un po' bagnate, no? Tra virgolette, no? Quando il tiro
lui c'era, il tiro di quello Leao sul 5 perché rimbalza il pallone, quindi là si fa... Leao non è la parata miracolosa perché è centralissima, eccetera. Posso Però dire una cosa alla community che non sanno? Noi abbiamo parlato spesso in privato, no? E tu me lo dicessi, e secondo me sta uscendo adesso con un po' di ritardo. Su questo è proprio forte, tu me lo dicessi. Io non volevo... lo so, perché la community non sa tutte le nostre... E 3 anni fa. Quando lo prese così, perché prima che lo prendesse il Milan. Veniva dal Villarreal. Io ti dissi, guarda, lo sto seguendo da tempo, è un'ira di Dio, e ti dissi, è un quadrato come dinamicità, ma non Buffone che sta sempre per terra, infatti non sta mai per terra. È vero. L'ho preso il Milan, mi dispiacque, io non capivo perché giocasse così poco, e poi quando giocava gli toglieva pure le castagne dal fuoco. È un'ira di Dio, ragazzo, mamma mia. Buon per in il questo Milan. momento sembra un po' anche più voglioso di Leao, ma il discorso di Leao lo mettiamo un attimo da parte. Valentina ti diceva, che ne abbiamo parlato in questi giorni, Roma è in grande confusione societaria, simil Napoli però ovviamente dell'anno scorso. Il Milan mi sembra un po' più avanti perché almeno hanno protetto minimo Fonseca. Cosa ne pensi? Quindi noi l'avevamo detto, no? Che la Roma stava in grande difficoltà e l'ha confermata purtroppo. Ricordo casomai chi è il nuovo della community in un secondo. Qua qualunque cosa diciamo, Valerio, io, possiamo anche sbagliare, ma veramente ci togliamo non la maglia del tifoso, anche la canottiera, il pigiama, cioè rimaniamo vestiti perché non siamo degli osceni, cioè, perché se no ti fai condizionare. Quindi un certo tipo di analisi che non sono previsioni, sono dettate dalla riflessione, il buon senso, sempre legata al calcio, non al tifo. Poi il tifo quando si vede la partita. Chiaramente la società del Milan, il fondo, non fondo, no, però ha alcune pedine importanti, tranne questo equivoco Ibrahimovic. La Roma mi sembra una società molto distante, non parlo come chilometri, ma proprio dalla mentalità del mondo calcio in genere e dal mondo calcio Italia e dal mondo calcio Roma. Io ho detto, continuo a non capire, sono scelte una peggio dell'altra, non sull'uomo, sulla tempistica. Io non mi permetterei di criticare né De Rossi né Juric, eccetera. Mi sembra poi quando tu fai la cosa, Billy White diceva che l'economicità è questione di tempi, se ti cadono i pantaloni in una festa al momento sbagliato è un disastro, al momento giusto è grande successo e tutti ridono. Ecco, mi sembra, come diceva Billy White, tutte le cose nei momenti sbagliati. Quindi sono due situazioni totalmente diverse. E credo che la Roma in questo momento sia stata sostituita come sorella dalla Fiorentina, che da parecchie domeniche, vi sto dicendo, non è che mi preoccupa, la seguo con interesse. Chiaro che quel risultato non fa testo perché i giocatori vogliono far fuori l'allenatore, non è vero che queste cose non succedono, però intanto la Fiorentina ha battuto il Milan in casa e la Roma, e intanto due sconti diretti li ha messi da parte, come che volevano far fuori l'allenatore, non interessa, sulla classifica sono 3 punti. Senza dubbio. Mi piace coinvolgerti anche su, così facciamo la nostra mini cronaca di spogliatoio, nel senso che voglio parlare anche di cose che non riguardino necessariamente il Napoli. Domanda per Guido: cosa ne pensi del pallone d'oro? Sia un parere su Rodri che sulla decisione del Real di non presentarsi a Parigi. Poi anche Ancelotti ha vinto e non ha potuto ritirare il premio di miglior allenatore dell'anno. Ma proviamo a dire qualcosa senza prenderci una denuncia. Massimo rispetto per il Real, il blasone, la storia, i miliardi di follower che ha, tutto un stadio rifatto, non si ancora capisce quanto sono arrivati a 600 milioni, perché poi loro aggiungono anche il Real Madrid Basket, il Real Madrid Università. Tutto rispetto, eccetera, eccetera, però una certa arroganza che è sempre stata caratteristica della sua storia sta diventando insopportabile. Questa battaglia sembra non in Don Chisciotte, zio Paperone che dice voi, zio Paperone è chiaramente una metafora di una metafora, noi siamo i buoni, siamo Don Chisciotte, siamo Robin Hood, è tutto insopportabile. Quando hanno dato a Modric e Ronaldo ci è andata bene, non mi piace proprio il comportamento. Tra l'altro non è, diciamo, una partita arbitrata malissimo, e sapete che io non sono per quello che deve uscire dal campo, non deve andare alla premiazione, eccetera, eccetera. È una manifestazione
i premi nell'arte, nello sport, come si chiama, valgono quello che valgono. Nello sport forse hanno un leggero, non valore, peso diverso, perché puoi trovare dei parametri statistici per poter valutare e confrontare l'uno piuttosto dell'altro, che nell'arte è un po' difficile, però è una scelta sbagliata, non dipende da noi, nel senso che io da sportivo dico non la tolgo. Non è manco giusto che vincono solo Messi e Cristiano Ronaldo, no? Ho detto, per una volta che non ha vinto un giocatore del Real, fai così. Il calcio ha bisogno, come adesso vedi il tennis, il dualismo è tra Alcaraz e Sinner, che purtroppo non giocherà a Parigi-Bercy. No, è abbastanza insopportabile. Sono un po' in difficoltà, ma sia quelli del Real veramente ci fanno causa, perché poi come è Fiorentino Perez, però è una scelta sbagliata. Tra l'altro non è una squadra piccola, cioè se il Real Madrid, a maggior ragione devi essere presente, perché sei la squadra più forte, più potente. Come l'abbia presa uno Mbappé che va lì per puntare al pallone d'oro in questi anni e vede la sua squadra che si mette contro con questa cosa di non partecipare, di dire non ci riguarda più. La Superlega, che non è nata, che poi c'è molte persone che ancora la pretendono, la vogliono, dicono il UEFA ruba cose, questi termini, poi attenzione a dire queste parole perché potrebbe essere suscettibile di querele. Cioè. Innanzitutto, fosse nata alla luce del sole, giusto o sbagliata, intanto tu dici io ve lo sto dicendo, sto facendo, ho invitato, eccetera. Già il comportamento non è un comportamento non solo sportivo e lineare, ma un comportamento ortodosso, perché tu facevi parte dell'ECA, votavi certe cose, nel frattempo tramavi internamente. Quindi già dobbiamo dire, non da sportivi, è una cosa, dici io voglio organizzare questo torneo, ve lo sto dicendo, e sarò attrattivo. Non è avvenuto questo. Secondo, tranne una o due squadre, erano tutte squadre indebitatissime. Questa cosa non lo si sottolinea, aumenterà il fatturato, tutte queste cose, però è facile costruire uno stadio, ammodernarlo con, non so come si è arrivato a 1.500 milioni di euro, perché si è perso il conto, no? Prima dovevano essere solo 400 milioni di investimento, poi 500, ma insomma non facciamo l'elenco, anche perché non lo so, perché si è sforato talmente tanto il budget. Dice, perché se il Real Madrid è comunque sei solvibile, ti danno credito. Ma a questo punto anche il Chievo fallito poteva dire io voglio fare uno stadio, date 1.500 milioni di euro. Dice, no, ma quello è il Chievo. Allora ha detto, che situazione è? Cioè, sono tutte situazioni sempre ambigue. Detto, abbiamo avuto che erano Real Madrid, Barcellona, Juventus, eccetera, eccetera, erano squadre indebitatissime. Tant'è vero che il Bayern Monaco disse noi non ci interessa, ed è una squadra che non so da quanti anni il bilancio in attivo, e non è proprio l'ultima degli scappati di casa, ha un discreto stadio da oltre 70.000 posti, comincia a farsi non vecchietto, diciamo già un qualche anno sulle strade. Quando lo inaugurarono era fantascientifico, questa astronave bellissima. Qui seconda cosa, questa lotta contro la UEFA, migliorabile, rivedibile, sono corrotti, non corrotti, tutti i livelli, però diciamo tu la stai contrastando che facevi un campionato neanche di elite, con regole non sportive, dove decidevi tutto e dicevi ma io poi ogni tanto inviterò qualcuno perché poi noi siamo per... cioè, però dettano legge. Nel frattempo però ha vinto non so quante coppe di campi Champions League, quindi il caso di Opal ha voluto che... però lì te la vai a prendere, chiudo. Non è che tu dici la UEFA io non la riconosco, non voglio giocare, oppure ho vinto ma faccio il gesto. Non mi prendo il trofeo. Sì. No, vabbè. Perfetto. La Lazio di Baroni, non avendo individualità spiccate, ma comunque sta giocando molto bene. Sì, ma ve lo dissi a tempo... le due squadre candidate allo scudetto sono Inter e Juve, ragazzi, punto. Il Milan per quest'anno, questa sconfitta rallenta molto quelle che potevano essere delle velleità da scudetto per il Milan. Noi siamo una sorta di lepre che lancia la volata, eccetera, però diciamo io vedo loro due, ho detto dall'inizio.
Gli altri sono queste sorelle che si devono contendere il posto in Champions, Atalanta, forte, Milan, eccetera, eccetera. La Roma, capiremo, confermano o non confermano l'allenatore, la vedo grande difficoltà societaria, e abbiamo questa mina, io l'ho detto, se entriamo in questa idea di una mina vagante che il Napoli su una domenica l'avversario è contenta di affrontarlo, cioè dice io è un cambio di prospettiva, non vedere dobbiamo vincere lo scudetto, dobbiamo vedere noi siamo una rottura di scatole per tutti, perché comunque squadra solida, squadra che non vuole lasciare nulla al caso, state sicuri che però se ci sarà la possibilità, quello lo zampino lo mette sul campionato Conte, però è lunga la cosa. La Lazio è un bel progetto, gli mancherà sempre qualcosa per arrivare in fondo a trionfare, a meno che veramente non fa qualcosa di fantascientifico, ma è un progetto onesto come sempre. Poi lo Tito anche lui ha limiti caratteriali eccetera, non ha questi budget enormi, politicamente è molto più pesante, nel senso positivo, non di De Laurentiis, tra l'altro è anche eletto al Senato, non è poco. Però è un progetto onesto, sta giocando bene, ha un buon centrocampo la Lazio, non è ha punti che si menano, vediamo domani, perché tra l'altro la giornata di campionato vede un solo scontro diretto, tutte le altre sono partite, devi sempre vincere e giocare, però non sono scontri diretti. Negli ultime giornate la Fiorentina le ha vinte tutte tranne un pareggio, no? La Lazio è inciampata in una sconfitta, però ha fatto negli ultimi 4 partite 3 vittorie, no? La Juve è imbattuta, però ha fatto un pareggio di troppo forse. Quindi la Roma è quella che sta in netta difficoltà, non solo come punti, ma come prestazioni, come idea societaria, come tutto. Secondo me, se non capiscono subito, quando tu perdi troppi punti, se non fai almeno 34 punti non vai nel girone di andata, non puoi andare più in Champions. E quindi vedete quante giornate mancano, poi diventa un fatto matematico. Vedete come vi dovete mettere voi altri. Tavares, tanta roba, passo incredibile. Guido, questo modo di metterla di sasso, qui la spallata l'ha data al campionato piuttosto che l'avversario, Lukaku, in quell'azione dove fa spalla a spalla con Pavlovic, forza fisica. È una spallata al campionato o una spallata al Milan? No, al Milan. Ti ho detto, secondo me, infatti non ti ho detto che partita decisiva, cioè di quella che ti indirizza per il Napoli nella stagione, è una partita che per il Napoli rafforza la stagione. Ci sarà la partita che indirizza la stagione. La prossima partita per il Napoli vale 4 punti e 10, ve lo dico. Chiaramente sempre metaforicamente parlando, perché più di 3 punti non ti danno, non c'è il tiro da 4. Per il Milan sì, perché ancora siamo nell'alveo di 2 sconfitte, no, 3 sconfitte il Milan. Tu sai che no, 3 sconfitte, tu sai che tranne la Juve del maestro Sarri con 7 sconfitte, mai nessuna squadra ha vinto lo scudetto col campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti con più di 5 sconfitte. Non c'è una squadra che ha vinto con 6, quindi 0 la Juve di Conte, ma insomma è un numero, cioè solo loro, no? E poi la media è 3,4, quindi perdi dalle 3 alle 4 sconfitte. Significa che il Milan da qui al resto del campionato può perdere 1/2 partite. Con chi non mi interessa. Io le guardo queste cose, sono tante, può succedere, sì, però diventa veramente una scalata, no? Sono troppe. Quindi secondo me la spallata l'ha data al Milan. Al campionato ha messo sempre queste basi solide, questi mattoncini Lego che passo dopo passo sta mettendo il Napoli. Dobbiamo capire se può migliorare o se questa sarà la condizione di Lukaku. Questo lo capiremo solo, per esempio, nelle prossime 5 partite sono pregnanti, perché fa cose buone, altre non buone, però il gol è stato molto bello, non solo come sua chiusura, quella famosa ASL, nuovo concetto che vi ho introdotto, è partita già dal primo gol, ma secondo me c'era un'idea della partita molto chiara di Conte. Poi, come insegna Woody Allen in 3 film della sua carriera, a volte ci si discosta da quella che è l'idea di un film e quella della realizzazione. Allora tu puoi avere un piano gara
e Conte l'ha detto, e si discosta un po' per bravura degli avversari, non si è entrato con concentrazione nella partita. Secondo me oggi il piano gara del Napoli si è avvicinato molto a quella che è stata la preparazione durante la settimana di Conte. E aggiungo una cosa, perché è stato nominato, noi abbiamo 2 sergenti di ferro. Io spero, non è un auspicio, è solo un'umile speranza, che tanti passaggi a vuoto non avvengano, perché tu devi prima passare le forche caudine di Mister Odiali, poi c'è Conte, e che secondo me saranno bravi a tenere sulla corda, sulla concentrazione, di non ammosciarsi, adagiarsi sulla dor. Concetto che aveva detto molto bene, ricordiamolo, diamo onestà a Garcia, e che non sono riusciti a fare. Io vedo un Oriali energico, cioè in campo pure lui, e tu la senti la sua presenza. Se metti Oriali alla Roma e togli Oriali al Napoli dall'inizio della stagione, forse certe cose non esplodono, perché tu devi essere bravo a non farle esplodere. Io me lo tengo a Napoli e non lo do alla Roma. Beh, quanto è bello Oriali. A me l'unica cosa che non è piaciuta è il cambio Politano per Mazzocchi. Io l'ho letta proprio, cioè, ho detto, mo entra Mazzocchi, cioè, era proprio inevitabile per me. Io la vedo invece in prospettiva. A livello calcistico, emotivo, rispettiamo le opinioni serie, garbate, educate come questo signore amico Bellino, e non diamo proprio spazio ai maleducati, quindi, e ci sta. Però è anche giusto dare fiducia. Tra l'altro è entrato bene, pulito, tranne una volta che gli è proprio andato via e non ha fatto disastri. Considera che ogni mezz'ora che ogni tanto fai riposare Politano, allunghi, poi la prossima settimana facciamo lo schemino aggiornato con tutti i minuti dei giocatori, così quello che piace a me, vedetela in prospettiva. Alla fine comunque poi il Napoli non solo non ha rischiato, non ha preso gol. Secondo tempo il Napoli è stato più positivo del primo, ha avuto meno passaggi a vuoto, ha avuto un periodo troppo lungo, non dico di sofferenza, dove ha lasciato il pallino al Milan nel primo tempo. Secondo tempo non c'è stato un periodo, qualche sprazzo. E mettetemi nei panni di Mazzocchi, cioè Politano non credo che si senta intimorito, sminuito o in crisi o lì, ma al massimo dice ho rifiatato. Poi tutti i giocatori vorrebbero giocare anche la partita dopo la partita, perché sono un po'... Ma per la prima volta Politano sa di essere il titolare di quella fascia. Quindi secondo me psicologicamente sta sereno, è abbracciato, cioè. Mazzocchi si sente, dice allora non è vero quello che non giochiamo mai, Mister ci dice io vi voglio trovare pronti perché potete anche non giocare 5 partite, io poi per 2 partite vi chiamo e voglio il massimo da voi, quindi vi voglio sempre tarati. Lo so, è un cambio solo formale, tecnico, pochi minuti, però è stato Zerbini, no? Il cambio di Politano, è chiaro che la differenza qualitativa, oggi Politano ha fatto una gran partita, Valerio, ma proprio sulla tre quarti difensiva, e la zolla che lui ricopriva era sempre quella un metro prima degli altri, quella famosa qualità. Non me l'aspettavo, io sono onesto, un Politano con Conte così, non solo in condizione, ma così bravo a interpretare il calcio di Conte. Lo dico con serenità, cioè, bravo lui, bravo Conte, perché tra l'altro lui aveva già avuto, più giovane tra l'altro, è vero, ha detto con l'Inter, ma secondo me, visto in prospettiva, 20 minuti ogni tanto ce lo conserviamo. Tra l'altro, ragazzi, ci aspetta un ciclo di 5, vedete, partite, è un turno infrasettimanale, quindi non lo vedo come una cosa disastrosa. Mi sembra che tu hai detto, noi dobbiamo recuperare un giocatore che era detto invece che era un buon acquisto, non so, parametrato, Spinazzola. Perché io credo che Raspadori, quando verrà chiamato, la sua qualità la farà vedere, anche i suoi limiti. Non mi preoccupa, come oggi Simone non ha avuto grandi possibilità, però è entrato concentrato, ha provato a difendere palla, ha conquistato dei palloni, l'ho visto motivato come là. Non mi preoccupa Raspadori, dobbiamo fare inserire questi giocatori, quindi Mazzocchi a questo punto sa che il mister lo può chiamare quei 20 minuti, 15 minuti e darà il massimo nei limiti delle sue capacità.
la sappiamo che non è questo talento, No, però no, vedetela in prospettiva. Secondo me Conte ha capito, ha inquadrato possibilità e punti di forza di ognuno e sa come gestirli. Partita difficilissima, migliore attacco con la migliore difesa, vale 4,10. Io ve lo sto dicendo settimana su settimana, questa partita la affrontiamo con la serenità, no, nel senso senza nessun timore. Sicuramente poi figurati, a parte le parole, circostanza, rispetto eccetera, la affrontiamo con una consapevolezza anche dal punto di vista della classifica, che qualunque cosa accada saremo comunque primi in classifica, ma quello a me non interessa, a me interessa avvicinarmi sempre di più alla classifica guido. Quindi si apre il nuovo ciclo di 5 partite, cerchiamo di aprirlo bene, perché sarebbe importante. Una vittoria significherebbe mettere una bella colonna di cemento armato a terra, perché noi se dobbiamo fare almeno 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, possiamo anche non fare quelle 2 sconfitte, con le 7 sorelle meno una, vabbè, significherebbe che già abbiamo fatto le 2. Tanta roba. Però dobbiamo giocarla. Gasperini è uno simpatico come ingiustarsi in estate con 43 gradi, ma ti voglio buon bene, mister. Aiuto. No, allora sì, ne parleremo. A me l'Atalanta mi fa più paura del Milan, ma non lo dico nemmeno perché è la prossima, perché proprio in attacco mi sembrano... Bravo, ha più colpi, ha più possibilità di segnare, cioè, in questo momento ha più colpi. Cioè, che Leao sia svogliato è un problema del Milan, perché i mezzi tecnici ce li ha. Noi abbiamo avuto il caso Anghissà, non è un problema nostro. L'allenatore sono io devi fare, Valerio, in quel caso, no? Perché lo devi far giocare, lo devi motivare, diventa complicata. È complicata, è facile parlare dal divano, no? In questo momento l'Atalanta è una squadra che ha molti colpi, però è anche una squadra che a volte si perde e ha dei giri a vuoto, per dire, anche con, diciamo, squadre dove tu non te l'aspetteresti. Attenzione, io non sto gufando, mai fatto nella vita, in nessun caso, in nessuno sport, in nessuna condizione. È un fatto storico, no? Con noi a volte ha avuto anche arbitraggi che ci sono costate fregature, il famoso scazzo di Ancelotti, che è una partita tutta da vivere, però raga, calmo, noi abbiamo questa superstrada bella, serena, dove siamo solo noi e viaggiamo. È pure più bello il paesaggio, perché ci sono più alberi. Se l'Atalanta fa risultato domani gli freghiamo i 3 punti nel weekend. E ti chiedono: vittoria con l'Atalanta e sconfitta a San Siro ti starebbe bene? No, ma io non ragiono così, cioè quando io dico non è che dico con questa squadra è più facile, raga, noi abbiamo perso col Verona, ok, qualcosa che ci siamo detti, ma 3-0, una partita umiliante, abbiamo vinto col il Milan, mancavano i giocatori, però Milan San Siro, andate a vedere, non è che noi abbiamo vinto 30 volte con Milan San Siro, non è una regola aurea, no? Allora, da un punto di vista non solo statistico, di quante volte tu hai vinto a Verona, del blasone, del monte ingaggi, il potere politico, tecnicamente sarebbe più facile vincere col Verona, quantomeno non perdere col Milan. È accaduto esattamente il contrario. Infatti io valuto il numero nudo delle vittorie, non dico che quasi vince, vediamo dove si potranno recuperare punti, quindi io non firmo nulla, voglio vedere la partita. Non pretendo che si vinca, che si perda, non faccio i calcoli, eccetera. È un po' difficile far comprendere come ragiona la mia testa. Dice, ma è sempre la vittoria? Sì, dopo uno ci valuta la vittoria, però statisticamente per me sono numeri freddi. Intanto, però, dico, io, siccome sono troppi anni che perdiamo con l'Inter a San Siro, e a volte eravamo pure favoriti, perché lo stesso anno dello scudetto venivamo da quel filotto enorme di partita, dalla pausa dopo Natale, anche il giorno di San Stefano, poi non si è fatto più durante la pausa natalizia, nel giorno di Santo Stefano, dove tra l'altro ci fu anche un episodio non piacevole fuori dallo stadio, quindi intanto non perdere con l'Inter sarebbe una bella notizia, visto che sono troppi anni, per dire. E metterebbe in crisi psicologica l'Inter. Una persona, poi non gli ho risposto perché io sono umano, è un periodo di
io non ho detto che la psicologia, mi ricordo di averla detta questa frase, oltre al talento, oltre lo stato di forma, oltre il potere politico, oltre altre cose, la psicologia nello sport è importante, perché una persona ha scritto, ma gli squadroni di Mourinho, Sir Alex Ferguson, sì, lo so che avevano degli squadroni, e pensate, pure se avevano gli squadroni, lo stesso per loro era importante mettere in campo pure l'aspetto psicologico, nonostante avevano squadre forti. Io questo ho cercato di dire, forse non l'ho spiegato bene, ho detto non sottovalutate anche la componente psicologica che aggiungiamo al talento, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, visto un pareggio, ma non firmo, però un pareggio con l'Inter a Milano sarebbe molto più pesante in senso positivo per il Napoli e in senso negativo per l'Inter, perché viene dopo il pareggio con la Juve. Perché viene che significa che l'Inter comunque mantiene inalterato il distacco con Napoli, ma è un distacco negativo, non positivo. A volte tu devi ragionare anche in questa chiave psicologica, che fai stancare gli avversari, ok? Ma oggi ti ho preso un punto, oggi poi li prendi, però non ti raggiungo mai. E posso dire una cosa, quindi queste cose Conte le sa e Mazzarri sì. no. E Mazzarri no. Posso vabbè, ma il messaggio era chiaro, nel senso... perché hai capito, a un certo punto la credibilità, perché tutti questi discorsi, un altro che io non amo, che però conosce queste dinamiche, Allegri, che sa benissimo dove i punti pesano di più e dove pesano di meno e si fanno dei calcoli, eccetera, eccetera. Quindi il peso specifico di chi è arrivato ad allenarci si sta sentendo proprio tanto. Napoli aveva vinto una marea di partite, tra l'altro pareggiando col Chievo da assurdo, e affronta la Juventus con 4 punti di vantaggio. Nettamente favorita, al San Paolo strapieno, si chiama ancora Maradona. Insigne fa la sua solita giocata, tra l'altro aveva fatto un cambio tattico difensivo Allegri, Murato eccetera, rifà la giocata, Murato eccetera, prendiamo contropiede, il Pipita, pum, ci salviamo con l'angolo di Peperene. La terza volta, stessa azione di Insigne, io mi ricordo bene le partite, che fuori dal suo spartito non pensa di fare una cosa diversa, Allegri l'aveva preparata la partita, riprendiamo contropiede, Pipita fa gol, è sua colpa, eccetera. Quella è una partita che Allegri sa che deve vincere, ma soprattutto manco se arrivano i marziani da Marte, da Giove, da Plutone, deve perdere. Sarri non la deve mai perdere, perché se Napoli mantiene i 4 punti sulla Juve, sono 4 che sono 9, non sono 4. La Juve poi va a -1, Napoli chiude a 48, record in giro di andata, cosa, campione d'Italia. La Juve però chiude a 47, inizia a giocare sempre prima del Napoli. Noi ci facciamo una serie di partite da secondi in classifica, nonostante eravamo primi in classifica. La Juve con quell'altro Lega, è finita, invece vince all'ultimo minuto del recupero con la Lazio, 0-1, c'era rigore, no? E noi perdiamo 2-4 con la Roma e diventiamo secondi in classifica. Il Vate dice che tanto vinciamo col Milan, invece pareggiamo col Milan di Gattuso e pareggiamo col Sassuolo, accumuliamo svantaggio, perché tutti dicevano Orsato, però tu quella partita non la devi mai perdere, mai. Sarri, mai. E non sei meno forti di quella Juve e non c'è stata nessuna cosa clamorosa di Albi, l'hai persa tatticamente, qualche sbavatura, c'era sì anche un rigore, ma la Juve ti è andata in vantaggio perché c'era anche un rigore clamoroso in quella partita sul Napoli, ricordo abbastanza bene, però la Juve ti è andato in quel -1 che poi è diventato costantemente +2 perché e tu sei andato in sofferenza psicologica perché 1, 2, 3, 4, 5 domenica là hai dovuto recuperare il primo posto in classifica e non hai retto più psicologicamente. Queste sono cose importanti del calcio, poi ce la possiamo prendere Rossato, quello che vogliamo, però in quel momento eravamo non solo più forti ma arbitri del nostro destino. Fermi la Juve, chiaro, vinci, vai a +7, l'ammazzi il campionato definitivamente, ma anche pareggiando ammazzi il campionato definitivamente, perché poi diventa difficile avere la forza psicologica. Queste cose, se uno vuole analizzare il calcio mantenendo la sua fede incrollabile, la sua passione, la sua gioia,
inalterata, ma con un pizzico, non dico quello al termine onestà intellettuale, che sbandierano personaggi che non sono né onesti né intellettuali, ma un minimo di serietà verso se stessi lo deve ricordare. Quindi calma e gesso, godiamoci. Tra l'altro è molto più bello, ragazzi, godersi domenica dopo domenica questa evoluzione del campionato. No, è più lungo il godimento. Mi sono fatto piccolo, Guido, guarda. Come mai? Perché è una sorpresa. Voglio fare un giochino per salutarci. È un giochino, una domanda giochino che faccio a te e ovviamente la chat può rispondere. Tu non guardi la chat, se la chat ci arriva prima. È un giochino perché mi sto divertendo che si fanno fare i giochi. Non gli ho detto niente, quindi veramente è una palla curva che gli sto lanciando. Vediamo come esce. Allora, ho giocato con Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zidane, Beckham, Mbappé, Ronaldo il fenomeno, Kaká, Xavi e Iniesta. Ma io su queste cose non sono bravissimo, eccetera. Lo so, però vediamo la chat se ci arriva e chi ci arriva per primo, perché è uno sfizio. Io ci ho messo un pochino e non ci stavo arrivando, perché tu dici, ma come, sia con Messi che con Ronaldo, poi pensi alle nazionali e poi ti arriva l'idea e riesci a capire il perché. Sì, perché la prima cosa, quando guardavo il primo posto, no, non può essere quel giocatore, non può essere lì. Quindi non può essere Cassano, non può essere Ronaldinho, non può essere Imbriani. Non può essere manco Buffon, perché ci sono Kaká e Ronaldo. Non è Seedorf. E non è Di Maria. Perché non è Di Maria. No, non è Di Maria. No, questo è un gioco, nel senso che è un fatto che infiniti giocatori non è legato a una partita, una cosa lì, esatto. È diversa la memoria. Cioè, ci sono quelli, io ammetto, nel senso che sono molto più bravi, che si divertono, lo fanno quotidianamente nelle trasmissioni, eccetera. Quindi in questo momento ammetto. Vediamo se la chat ci arriva. Io li blocco. Oh, Gesù. Fammelo rivedere, perché tra l'altro lo vedo in piccolo. Aspetta, non te lo riprendo, sto affogando. Allora, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zidane, Beckham, Mbappé, Ronaldo il fenomeno, Kaká, Xavi e Iniesta. Perché a me ci metterei un po' di tempo, lo beccherei, ma non voglio rallentare. Noi sappiamo che Zidane ha giocato Juve, Real negli ultimi anni della sua carriera e Francia, Neymar, Barcellona, PSG e Brasile. Oppure dobbiamo andare molto indietro chiaramente nel tempo con Zidane. Io valuto Ronaldo, Milan, Inter, Real, eccetera, Kaká, Milan, Brasile, quindi c'è Mbappé, questo che è il più giovane, perché rispetto a Ronaldo, che è quanto è arrivato, 38 anni. Esatto, Mbappé è la chiave. Quello, infatti, guardavo, è più quello mi sta da un lato. Qualcuno ci è arrivato in chat. Sì? E quindi deve essere qualcuno. Mbappé ha giocato, a parte Monreal, che non può essere, perché ovviamente fa fuori Beckham. Esatto. All'inizio della carriera di Mbappé, un giocatore francese, oppure dove giocava Mbappé, che devo incrociare la chiave, secondo me, è incrociare con Beckham. Esatto. Eccolo, quella che può essere aggiornandoci con un po' di tempo lo becco, perché ti ho detto, un giochino non faccio mai. Lo so, era bello, no, è un fatto solo statistico, no? E quindi deve essere qualcuno o nella Francia o nel Monaco. Escludiamo il Monaco e escludiamo il Monaco, deve essere la Francia. Però Beckham ha giocato il Paris Saint-Germain e anche Mbappé nel Paris Saint-Germain. Ma Beckham ha giocato anche del Real Madrid, chiaramente, il famoso documentario. Perché però io ho giocato con, quindi è chiaramente aspetta, no, non può essere, come si chiama, quello riccioluto, perché non ha giocato con Messi, perché è argentino e lui è brasiliano. E con Messi, dimmi, scusa, Valerio. E con Messi ci gioca a fine carriera, praticamente.
Nel Miami, tu dici? Nell'Inter Miami? No, poco prima. No, in questo momento ti ho detto dovrei fare i vari incroci, perché ti ho detto, ammetto che... Salutiamo Sergio Ramos? gli amici di Sergio Napoli Network. Sergio Ramos. Troppo, io quando l'ho visto ho detto ma com'è possibile? E invece sì, è qua, diamo per completezza. 340 partite con Cristiano, 115 con Iniesta, 95 con Xavi, 93 con Kakà, perché anche Kakà nei Galacticos, con Beckham nei Galacticos, 51 con Mbappé, perché per quella breve parentesi che ha avuto con Messi al Paris Saint-Germain. Neymar. È vero. È quella la stato l'anno anche con però aspetta, con Beckham qua nei Galacticos, è vero. Nei Galacticos. Si è incrociato anche perché lui è stato tanti anni Sergio Ramos nel Real Madrid, tanti, e quindi se li è beccati tutti. Sì. Voglio dare soddisfazione. Aspetta, mi pare che il primo che ha risposto è stato Dario, quindi diamo soddisfazione a Dario Caiazzo. Bel giochino. Voglio vedere se riesco a trovare dei giochini del genere per la community. Guido, io ti ringrazio, ti voglio bene e sì, grazie sempre. L'altra volta è caduta la linea e quindi completo la frase. Lo volevo pubblicare oggi, ho deciso di farlo domani perché avevo, non so, lo sfizio, ho detto, non so, sarà carino, anche se non serve a niente nessuno, per pensare che questo video pareggino della Tour Eiffel viene pubblicato il giorno dopo che abbiamo vinto col Milan. Abbiamo vinto col Milan e quindi lo farò. Ho deciso di accettare il tuo consiglio di fare, che non chiamerò ovviamente il mio viaggio, eccetera, tipo pillole di Parigi tra storia e cinema, e poi di volta in volta la Tour Eiffel, e quindi vi anticipo che domani c'è la Tour Eiffel e poi ci sarà subito dopo, adesso riprendo, Joker. Lo volevo già fare oggi, però ho avuto questo sogno stanotte, secondo me vinciamo a Milano. Voglio vedere se ho avuto questo intuito, non volevo dire. Abbiamo vinto a Milano e quindi, anche se è un canale piccolino, non fatto per, non pubblicizzo nulla, non prendo soldi, non verrò mai monetizzato, eccetera, perché non riesco a avere il passo della carriera dal vivo. Però io saprò che quel video, me lo ricorderò sempre, è stato pubblicato il giorno dopo la vittoria a Milano, come una volta, e ti saluto. È un post a cui tengo molto, che il paradiso può attendere. Siccome dicono, rispondo a quella signora che dice Guido sta solo nelle sconfitte, oggi non ho fatto questo tormentore, e io quando entro in casa e vedo tra l'altro quello proprio originale, Ivan Can Wait, quindi quando Warren Beatty del 78, che ha una cornice bianca che era di casa di mia nonna, che fu svaligiata, io ho recuperato a terra, e ogni volta che vedo questo poster a cui sono molto legato come film, con questa cornice bianca, ricordo che lui andò a ritirare, sapete che il giorno dopo di Napoli-Juventus 3-0, Cavani. Per me queste cose, che sono romantico del calcio, hanno un valore, e quindi anche se avrà poche visualizzazioni, anche se è un canale inutile, ma rispetto a tutte le persone che sono iscritte col cuore, vi ringrazio, io saprò che questo video è stato pubblicato dopo un Milan-Napoli 2-0, per me è un valore. Ciao. 0-2, un abbraccio. Milan-Napoli 0-2, scusate, quello che conta è che è il 0-2. Un abbraccio a Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza. Lo abbiamo istigato, quindi lui sta postando i video, e io vi abbraccio, ragazzi, perché devo andare da mia moglie, che se no non si può fare così, devo mangiare, vi devo postare la reaction e non lo so se la posterò subito in nottata, se voi siete ancora svegli tutti eccitati per il percorso. Io vi dico solo quanto è bello Oriali e lancio la sigla. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego, Guido. Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito. Grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Ma alla grande proprio, ma alla grandissima. Che bello.